Ok, Ghi siamo. Buonasera. Siamo, bonsoir. Allora, rimetto la chat a schermo. Il timer vedrò domani o nei prossimi giorni di capire come fare in un modo alternativo. Nel frattempo, Gianmarcone, io inizio a creare il link casomai arriva Regen o qualcuno che si vuole unire. Allora, mettiamo start teleparty. Mettiamo il link in chat. Ok. Allora, signor Gian E poi Marco. e Marco. Sono io. 3, 2, 1, enter. Allora, vediamo un po'. Oh, attenzione. Ok, bellino. Alice nel paese delle non meraviglie. Questo è Virgil. E il coniglio l'ha fottuto da piccolo. Questo è in realtà è Lady. È Lady? Sì, è Ah, Lady. ok, no. Ho visto bambino. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Quindi Lady, amica delle guardie, amica del coniglio. Sì, mica delle guardie sicuro. Ok, forse ho trovato come posso risolvere col timer. Ok. Se dopo che hai incontrato Ludemon, Sì, la situazione è andata degenerando. fatto tanti esperimenti, brutte cose. Sei riuscito a trovare un demone. C'ho una libreria, mi sono davanti alla porta. È mio. Giustamente la moglie è come se avesse perso il marito perché ormai è totalmente andato. Oh, Avevi detto bene, infatti, da zio. c'entra sempre un Conils. No, ragazzi, questa è una brutta casa famiglia. Si seminano. 3, 2, 1, rotto. Eccola. No, lui è Lo stavo per Brutus. dire. Lo stavo per dire. Smettila, Brutus! Capito, però quanta Picchino! cazzo di cattiveria, però. Ho Oh, pure quanto capito. faccio, guarda, poco eccessivo, però. Ma lo stanno pure là annanzi, cioè, nessuno dice niente. Pure. 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 Lui è buono ma se ne fotte perché lavora soltanto. E la moglie soffocotti al limone. Vabbè. Kingdom Hearts. Oh, C'era un bellissimo, in Keyblade. realtà, pure quello. Ok. Terminator. No, il coniglio. Essendo appassionato di Oh, Alice, pensavo Terminator, ogni vedi il tanto. coniglio, ti detto Scuso? questa è la via della mia libertà. Madonna, salve. 2 più 2 dici aspetta, potrebbe essere. E mentre qualcuno lottava contro i demoni, un'altra persona Ma che cazzo?
Mo diventa lui un coniglio. Mo lui è il coniglio. Tu sei coniglio. Lui mo diventa No, sì, vabbè, coniglio. comunque c'è un personaggio totalmente nuovo. Allora, però è introdotto bene così, schifoso, cioè, ma mi piace. Ma a me Pompei, chiudono di Mamma mia. merda. Ma non erano meglio gli schiaffi a sto Mamma mia, punto? che giornata. Yeah. Stringi il patto col demone? Madonna, Persona? un cazzato Persona di... però in tono cattivo, mo diventa. Shin Megami Tensei. Sì, sì. Fratello maggiore. Sì. Verrà il giorno del Che è il problema crossover. perché il portale si è aperto lì. In realtà può essere anche una casualità, lo zio. Ok, tirata di ma... Oh, Uno attenzione. dei popolani. Questo nel canon non sarebbe mai successo una cosa No, del no, genere. no, Tu no. saresti entrato nel mondo e È saresti stato morto. diviso in Però qua 27 dai, è per parti. dare un po' la Sì, backstory. hai voluto mettere sta cosa, per carità, è una licenza. Stai licenziando. Stai dando una storia in un modo corretto, dando i giusti dettagli che servono. Allora, ci Eh. sta. Anche con uno stile grafico Oh, diverso. quasi mi hai fatto sta backstory, comunque così con lo stile diverso e bellino, cioè gradisco. Ok, tu hai conosciuto il mondo dei demoni. Tutto struffiato. Tutta la guerra, le cose che già abbiamo sentito prima. Cioè, Blitzball. oh, ciao, io sono nuovo. Sono nuovo e sono un umano. Perché alla fine sono... cioè, è come per tutte, ci sono i demoni buoni e i demoni cattivi. Ma nel gioco noi ci troviamo sempre i pezzi di merda Ma perché davanti. sono tutti cattivi nel gioco? Nel gioco sono tutti Sono tutti cattivi. cattivi. Però nel mondo dei demoni ci sono comunque anche quelli là In buoni. quest'altra E in timeline quest'altra qua, timeline sì, qua, sì. ha fatto Dragon Ball Daima. Sì, Dragon Ball Daima. così me lo accolgo con piacere perché non No, no, ma influisce. infatti sì. Le cose del gioco finora ci sono, gli elementi Dice, chiave. wow, ma la voglia fa. Hai messo la storia anche in maniera Harry intelligente. Potter. Ninno Kuni è diventato. Ah, sì. E queste sono le scene che abbiamo visto all'inizio. E mo loro aprono l'agenzia contro i demoni. Spitanken. Sì, fortino! Però alla fine hanno fatto le stesse cose. Però tu Sì. poi sei diventato il coniglio. Come ti sei trasformato Perché tu a poi? questo punto per forza sei il coniglio col libro Sì, è il di Alice. coniglio, sì. Più che altro, che cosa è successo che ti ha fatto poi diventare spietato Sono morti tutti gli e amici? avranno sterminato, sì, sì, palese gli Oh, hanno... attenzione. C'è chi, no? Luce, No, gemma. Lui mo tocca la gemma e diventa coniglio cos'è cattivo. una No. gemma? O era frammentazo di medaglionico? Però mo gli viene in mente qualcosa e lo va a vedere. Iniziano a stare male. Oh, attenzione. È andato a prenderlo. Ah, Che quindi si è lui... messo proprio a sperimentare prima lui cose... faceva questo già prima. Ok, vabbè, comunque teneva una bella cervella, quindi ci sta. Batman. Attenzione demone. E si è Ah, allenato. Sì, si stavano sì. allenando. Aiuto! Almeno cambiando casi è andata meglio. Meglio in mezzo ai demoni che in mezzo a quelli. Questo povero Il ragazzo. problema non è una persona che è cattiva. Una persona diventa cattiva se viene messa in un brutto posto e dove era prima non era posto dove nessuno No, dovrebbe stare. no, no, assolutamente. Palazzo de Mundus. Questo mi sa che è Palazzo de Mundus. Potrebbe essere, sì. Un po' sì. Sembra Cult of the Lamb. Beh, così sì. Quello dovremmo provare a fare in live che hanno aggiunto la coppa, eh. Stai giocando tuo fratello con Fabio. Tuo fratello con Fabio. Tuo fratello Ah, con Fabio. difatti mi sembrava più sta cosa così. Ok, dai, fai vedere perché coniglione.
ce l'ha fatta. Mamma mia. Ma appare Dante, tira fuori la spada, tutto finito. Tutti morti. No. Ok. Demoni anche qui? Ah, questo è quando si inietta... Sì. Si inietta il siero e si trasforma. Padre, tu avere perso testa, tu non poter mettere sangue demoniaco nel tuo corpo così. Capo, signor, urtate pure a Signor, hai tempo 2 secondi. Ok, fatto. Mamma mia, che mano enorme! Siamo stati in rispetto, abbiamo rispettato i tempi per bene. La sta predando. Sì, se l'è predata. Sembra più ingroppando dall'inquadratura, però sta spuzzuliando, ecco, sta facendo un po' di merenda, mettiamola così. È diventato un asello. Sì, ecco da dove viene. Questa è la sua È origine. Nasello. Noi credevamo che era l'origine del coniglio, era l'origine di Nasello, ma allora è persona, ho sbagliato serio. Boom. No, è Da solo. Vabbè, il karma, sì. Questo è karma proprio. deboli al fuoco. Come vedi, no? Hai fatto tutto sto bordello per studiare demon, poi ti hai trasformato tu stesso in quello che tu odi, perché ti Cioè, aggredi. perché lui voleva capire, no, lui Ma doveva così capire. esagerata. Lei è morta pure lei. Quindi hanno vissuto delle vite parallele. Sì, infatti sono, diciamo, accomunati fra di loro, te li mette proprio in sincro. Brucia bene, perché meglio se il padre là non torna più. Aspetta, è tornato il padre. Mamma, hai No. fatto grande fuoco. Bella fiamma il padre. Proprio bella fiamma deve fare. Forse il sangue di demone fa, hai capito, da Meglio accelerante. evitare, meglio evitare. Quindi, mo però mi fa capire tu come ti sei trasformato però. Monster Squad. Ok, tu entri lì, io devo uccidere i demoni, punto. Darko. Ma poi lo trovi sul Fiera Città Locale, cercasi uccisore di demoni. Molto probabilmente. Ah, ok, vabbè. in qualche modo. Ok, tu sei cresciuto. Ok. Però eri ancora umano. Aspetta, mica è l'oggetto che ha avuto il coniglio, quindi mica gliel'hai dato tu. Aspetta, che vuoi dire? Quell'oggetto che aveva cacciato il coniglio la prima volta che è uscito quando ha fatto vedere che ha radunato tutti i Era demoni. sì, il macchinario per poter scappare. La macchina è questa. Questo però mi sembra... No, questo forse è un traccia... Questo serve a rintracciare i portali. Quindi tu Li trovi e li puoi anche aprire. Però nella scena che vediamo noi lui era già coniglio. Quindi forse tu sei uscito Lui mo entra da qualche parte, gli succede il botto? e è tornato. No, ok, lui è riuscito a tornare sulla terra. Ok. Ok, quindi li hai fatti entrare tu la prima volta proprio, diciamo, le prime volte. Andiamo capra. Che giustamente i gas Qua non dell'inferno, ci stanno. così come detto in Dragon Ball Daima, sono tossici per i Lo demoni. fai. Va bene. Quindi la regola comune è stata rispettata. Pure un Ok, bell'uomo eri. Che cosa è successo? tu intanto ti allenavi. Sì, con la tua squad. Ah, Anche in finalmente. modi... Che poi lei dice il marchio di Sì, fabbrica. quello sì, lo sapevo pure io.
Quindi io voglio il lanciamissili. Non pensavo che tipo sparato per un momento. Ok. Ma devi Vabbè, questi essere sono cattivi, vero? diventato... Questi possono morire. Devi essere diventato proprio cattivo forte se sei tu davvero il coniglio, perché eri bravissimo. Qualcosa hai fatto. E sui capannoni quelli E là li ha dove messi là, stavano... esatto, e lui ci ha fatto il suo centro. Questo che cos'è? No, no, shit. Aglia, Shit. aglia. Quindi così vi siete incontrati la prima volta e tu Così ce lui mo l'hai con diventa con lei. lì. Ah, per questo ce l'ha proprio con lei. Allora è proprio lui coniglio. Che c'è il cambio di skin fra un mondo e l'altro. Oh, Ovviamente, chi di poteva nuovo lui. è Il tornato. ritorno, signori. Salve, è il club segreto dei demoni? Cos'è Barbuzza? Vedete, stanno scappando, non vi stanno attaccando, non c'è bisogno. Sono fermi. No, è demoni morti. Questo è il razzismo allo stato puro, che sarebbe bastato un attimino parlare per quanto possibile, a prescindere che ti vedi un essere dall'aspetto demoniaco e Cioè, capisci che non sono cattivi le loro. sterminate e basta. Cioè, che la faccio? Che Sambo Tutti i po'. demoni morti o tutta una categoria fisica, visiva, di genere e quant'altro deve morire, deve passare dei guai. No, perché? Qua non ha molto senso fare così. In Capisco Devil May che Cry gioco, visto che ogni demone che ti si para davanti, Dante ti rompo il culo. Allora, aspetta, a questo sempre, punto te lo rompo io il culo, sempre scusami. così. Perdonami. Figlio di puttana, sempre poi mamma, c'è la mamma Questi qua Toia. neanche... Allora, se avessi i poteri di Dante, loro non li No, ucciderei per ma nessuno motivo non perché hai motivo. sono demoni ma sono buoni, quindi va bene. Tu giustamente hai visto che Ecco no, qua. non c'è. Ok. Lui è Tu umano, lo vedi che è vedi che è umano? diverso. Fermi. Oh, è la prima parola in tutta la puntata. Alzate le mani. No. No, Là c'ha giustamente. ragione, però, che le dice tu hai avuto portale e trasuto mostro. Quindi c'è Eh, problema. ma era meglio a cartone animato quello, però come bruttino. No, È no, fermi. particolare. Mo giustamente a quel punto sparate a tutti. Vabbè, qua però diciamo non gli posso dare troppo torto. Tu si trasudi, arrivati qua, non facciamo Allora, niente. allora, noi sappiamo entrambi le varie Sì, parti sì, i della punti di storia, vista, quindi certo. però col senno di poi sarebbe bastato un attimino chiudere il Sì, un portale, attimo più di attenzione pure nel passaggio, in effetti, che poi l'hai visto in lontananza, quindi hai visto che era nei paraggi. Te la poi, devi aspettare che quello vede una cosa strana, si con capa a butta. te non metteva la testa nel buco per prendervi. Scusami. Ok, super esplosione. Ok, Mega esplosione. Ok. però come sei sopravvissuto a ciò? E come ti sei trasformato? Che hai assunto anche tu forse il sangue demoniaco? Però tu forse stando nel mondo demoniaco riesci a sopportarlo. Eh, cavolo, però ormai è andata così. Tutti morti. No. No, Non mi spiace, ma c'hai ragione, ecco no. hai perfettamente ragione. L'avete giocata male entrambi. Sì, sì, Impazzito. A posto. minchia. Ok, per questo è diventato così folle da coniglio. Ok. Però, pur mo che ti trasformato, non è giusto fare di tutta Allora, l'erba un lui c'ha fascio. ancora... Fatti il macchinario. Quindi poi lui ha fatto qualcosa fuori, si è studiato il tutto. Sì. Ha poi visto che Che sta fa- si è aggiustato in qualche modo, è diventato qui coniglio Ah, e poi è una maschera che c'ha. Si è cucito una maschera da coniglio Gesù addosso. Cristo. Però come si muove come un volto la maschera? Perché se l'è proprio attaccata.
Se l'è proprio cucita pezzo per pezzo addosso, Gianmarco, è attaccata proprio alla Però la pelle, vedi, i sì. denti, le cose, gli occhi, come... Se l'è attaccata proprio in maniera perfetta, anche con 10 punti in più. Sì, Gianmarco, è Ma volata sta quando durata sta puntata. puntata? Non si perdono. Gianmarco, sono passati 19 minuti, 20 minuti. Ah, Il solito, però è allora diciamo stata che così duravano No, no, mezz'oretta. no, sempre 20 minuti. Sì, Pure vabbè, per metti que... di sti episodi. Ferma un Allora, attimo. dobbiamo vedere da fuori, aspetta. Voglio vedere se faceva vedere Vedi qualcosa. se c'è della posta. No, sto Allora, chiamando la posta no. prima. Allora. Ah, ho curiosità che mi ricordavo che erano un po' più No, lunghe. no, ci troviamo col tempo. Cioè, ma è che è stata particolare e bella come puntata. Questa è stata proprio una bella Un puntata. po' di backstory. Dimmi un po'. Quindi, Allora, come si vede la da puntata? qua, da qua. Solo la prima. Ah No, no, la questa prima. effettivamente è durata 9 Ah, minuti sì, in sì, più. che era più corta. Perché le altre mi ricordavo sui Sempre mezzo, 20 minuti. no, sempre Questa è durata un mezz'ora. po' di meno. Ok, va bene. Però Vabbè, almeno c'era sono meno belli, post bei credito episodi, e belli però. quant'altro. E le ultime due che sono più Sono lunghe. quelle là, sì, che Ok. tornano come le altre. Allora, vabbè, Ci bella, sta. bella puntata. Bella, Ci bella sta. puntata. Vediamo di organizzarci per la prossima Story. volta. Ce ne spariamo nei prossimi Ci giorni vediamo le ultime e ce la due. terminiamo. Lo attivo, lo evoco, Evoca. lo chiamo. Chiamo. Allora, vediamo un attimo se è andato tutto perfettamente. Allora, questa domani mi faccio il collegamento. Allora, Gianmarco. Ciao. Marcone. A questo punto, a questo problema, a questa situazione, noi dobbiamo un attimino tentare di risolverla. Noi dobbiamo trovare il nome della signorina Barca, Furia, Ruota, eccetera, Signor eccetera. Ruota. Signor Ruota. Dobbiamo collegare il cazzo di boiler alle pompe per andare avanti in maniera proprio decisa. Dobbiamo capire gli scacchi. Cioè, Principe, però il boiler alle pompe per fare qualcosa. per abbassare l'acqua. Ah, Dobbiamo dobbiamo togliere attivare ancora il tutto tank l'altro. È d'emergenza. vero, dobbiamo togliere l'ultima cosa. In modo tale da cercare di andare avanti, perché sembra che l'unico modo sia svuotare il lago al momento, oppure noi i microchip non li abbiamo visti ancora da No, nessuna parte, no, neanche no. da qualche parte nella villa, qualcosa, niente, già ma Forse escono niente. quando sblocchi la stanza e iniziano a spawnare e magari li puoi trovare. Allora, noi mo partiamo belli carichi perché Gianmarco, Facciamo il solito step. ok, il principe si è un attimino confuso, ha detto, Esatto, ah, sì. va bene, prendiamo soldi perché ormai siamo a 11, due gemme, qui non è apparso niente. Ciao Marco, ciao Marco. Mettiamo moneta qui, ecco qua. Posto. Che stanza ti aspetti oggi? Gradirei, non lo so, magari un tempio, un shrine, infatti è uscito. Prova a fare un'offertina. Guarda, non lo vediamo da tanto. Io ti Va, faccio super offertona. Sei gentile con noi? La benedizione dura 3 giorni. Va bene, quindi ok. ce la siamo dimenticati sta cosa l'altra volta. Metterlo ogni tanto per farci delle Che fare le cose benedizioni. durature. Va Quindi bene, quindi a un certo punto, dopo 5 rank diversi che contengono Red Rooms, guadagniamo prendiamo 5 5 gemme, va gemme. Se bene? prendiamo i soldi, lui ci mena come l'altra volta e Se ci no, no, maledice. no, non Quindi, prendiamo, non prendiamo. allora, Gianmarco si va all'avventura. Dai. La villa ci aspetta. Quello che consiglierei di mettere almeno domani se ci esce Ah, è il wine cellar, ok. perché lì c'è l'albero genealogico. Magari il signor Ruota è sull'albero e c'è nome e cognome. Potrebbe esserci. Magari sì. Allora, partiamo da qua. Iniziamo a mettere il trunk così ce lo Dai. teniamo a futura memoria. Di qua. Fatto tutto bloccato, non so per mezzo posto. Bedroom.
Così mo che torniamo di là recuperiamo pure un po' di energia che male non ci fa. E qua possiamo mettere il parlor. Allora, Gianmarcone, questa scatola è vuota. Una scatola che dice una delle scatole che dice una bugia è vuota. Ci sono due frasi, ci sono due bugie in queste tre scatole. Quindi solo una dice la verità. Allora, intanto prendo un attimo la chiave. Allora, aspetta, fammi fare solo sto cambio per sicurezza nostra, così controlliamo gli audio e quant'altro. Ok, tutto a posto. Allora, prego. Allora, facciamo caso dai che il nero c'ha ragione, facciamo così. Ci sono due che dicono una falsa, quindi lui non può dire una bugia, Ok. perché, perché si contraddice, Ok. contraddirebbe da solo. Allora, vai al bianco. Quindi, Sgrondel. Ciao, Sgrondel. Quindi in questo caso Buonasera, sarebbe a box Reagan. with the false statement is empty, e invece Ok. no, è falso, quindi sarebbe pieno. Mentre l'altro, questo box è vuoto, quello è pieno. Premilo. Questo? Vai. Vado con lui? Vai. Reagan, tutto bien? No. Vabbè. Allora. Tanto ci siamo messi in testa stasera di rompere il culo al principe, quindi già dopo tutte le batoste che ha preso ieri, pure se ci fa partire con un pochettino con qualche difficoltà, Ma a noi basta che ci esce in stanza. noi mo piano piano. Allora, corridoio, ci sta un po' bloccando oggi. Mi sono ustionato al mare. No, allora già il fatto che sei riuscito ad andare al mare, bene, vabbè. bene, bene. Ma culo, ci serve più l'allarme, non so Luca. C'era gente, sei stato da solo. Ho lanciato pisello al mare. Continuiamo a salire a sto punto, tanto abbiamo dei punti in più per salire e scendere. Principe, figlio di botta. Ogni tanto, giustamente, questo è che vabbè, ci lasciamo tutto sto lato con delle chiavi. Non c'è problema. Ma fai un cazzo, chiesa, che gioca pure. Allora, qui dopo vediamo di passare. Andiamo dritto? Andiamo di qua. Gemma non ci serve tanto. Il breaker box, così non si andrebbe neanche di là. Senti, mettiamo il dance. Vai. Ci prendiamo questo. Nella bedroom ci entriamo dopo se prendiamo la maschera. Non ci abbiamo il bunker, quindi non ci serve vedere l'orario. Ok. Andiamo di qua. Qua ci ha chiuso perché è figlio di bottana. C'era gente, ma la situazione è abbastanza tranquilla. Ah, ok, buono allora, meglio così. Meglio così. Oh, trova più oggetti. Ecco qua. Vieni qua. Vieni qua, ancora 48 passi. Allora, qui c'è la cazzo di batteria. Dobbiamo risolvere l'enigma del pianoforte, che a questo punto piede tipo non fanno niente? no. Magari faceva portafortuna. Sì, sarebbe stato buono. Il principe è stato no, è finita la run, Gianmarco, se non prendiamo una chiave. No. Aspetta. Aspetta. Così per forza. 2 li accetto perché comunque sblocchiamo 2 stanze. Però scarpette, ottimo. No, non ancora, Regan, abbiamo iniziato proprio da pochissimo. Abbiamo visto la puntata di Devil May Cry, molto particolare, ma molto bella. Non abbiamo la tomba, però ci servono risorse. Scusami, come la mappa? Aprila. Questo è rotto. Questo è rotto. Chiave, è chioso. E sordazzi. Prendi i soldi, prendi i soldi, tutti i soldi. Allora, di qua ho fatto tutto. Prendiamo altri 2, ma va bene. Gioco, sì. Gioco, dacci cosa bella.
Gioco questa cosa bella, Gianmarco. Beh, prendi palla, dai. Questa cosa bella. Prendi palla, prendi palla. Allora, di qua non c'è più niente. Questo è ancora spento, ma si accenderà. capire. Quello si accenderà un giorno, Gianmarco. Beh, Col DLC. magari. Madonna mia. Apriamo una petizione, facciamo uscire un DLC per questo gioco. No, ma meglio così. Finiamo, Meglio do un così. parere concreto pure io, magari. Che sinceramente mi sta piacendo il tono con cui l'hanno impostata e come sta andando il tutto. Vado a sentimento tanto. Allora, sei un polder, però va bene, va bene. Centro, vai. Centro? Così. Senza pietà. Ok, giriamo a sinistra, buono. Buonissimo. Dai. Così c'è grande mago. Ci proviamo? C'è grande mago. Vai. C'è grande mago con 8 monete. Vai. Grande mago, allora noi già abbiamo altri 88 Lui misteri c'ha da la fare. stacchiera pure, se non mi Ma sbaglio, vediamo non un attimo passa, nella sala. sì. Allora, tu sei tu e ci parli. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non si può fare niente. Ci sono dei giochi da tavola qua sopra, ma non... Scacchi ci sono, ma non va... Magari ce la dice lui? Dai. Allora, Regen, gioco di squadra. Casomai fa vedere scacchiere o cose varie, così te la trovi pure tu per la run tua se troviamo qualche indizio. Domani mi faccio il pulsante così riusciamo a farle pure noi in automatico. Fai la clip. Che può darsi che lui mo adesso... Grande mago? Così sei pronto. Grande mago, che cosa ci dice, grande mago? As it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. Mamma, però tu metti un po' con l'ansia You così, find yourself face to face with the great Grandissimo. Alzara. And Per as quella you cosa di see prima anche lui non sarebbe male. to look into your future, the image is becoming clear. Che cosa? I hear the pattering steps of children running in the forest. The joyful echoes of laughter in the courtyard. Sì, Sgrondel sei proprio tu. I see Ciao, bello. an old man Ok, il bisnonno maledetto. sitting in an even older chair. A seed that has served many generations. Quelli là che abbiamo trovato fuori. Nella stanza, nella Great Hall. Stories, each with their own secrets, each with their own endings. Sì. Ok, la tomba che abbiamo visto. Bad Hall. In the same chair. È la sedia posseduta, la sedia del demonio. Heard here has been foreseen. Così magari si troviamo una seggio, una sala, qualcosa. Cioè, mo tanto le stanno continuando a uscire stanze, già ma... C'è anche la Landlord dove non siamo mai andati. Sì. La sala Sì, patronale. Nothing more to say. Non è quella. quello, Non è quella, Francesco. Per piacere, non Va bene, Alzara, va riapriamo bene. ferite aperte. Ma questo... Aspetta un momento. Così. No, aspetta, ma è impossibile da calcolare, Però già qua ma... c'è un alfiere. No, ma penso sia solo casuale perché la stanza dei giochi, guarda pure i muri. Cioè, tutto a tema gioco. Però c'è l'alfiere. È una cosa precisa che dobbiamo trovare, già ma... Apri la mappa. Segui il mio ragionamento. Aspetta un attimo. Vai. Vabbè, un motivo in più per farlo, Martina, però lo facciamo a modo nostro. Quindi stiamo sulla giusta strada comunque cercando di farla in modo diverso, sta cosa. Vabbè, più strano è, meglio è. Ci piacciono le cose strane. E sono in live mentre ti mando questo messaggio. Quindi mo c'è anche Regen che dice che cose strane sta parlando Vincenzo a questa persona. Cose molto strane, ma particolari, che presto conoscerà anche lui. Martina Comunque, strada giusta sempre. Regen hai pensato la mia stessa cosa, lo zio.
L'alfiere sta qua. Apri Sì. la mappa. Sulla scacchiera l'alfiere sta là. Vogliamo provare a metterlo? Così no, questo è un altro problema, Moccato, sì. Perché siccome questa stanza non è che c'è una fissa qua. Noi la dobbiamo capire le stanze dove sono queste Allora, cose degli scacchi e li dobbiamo mettere sulla mappa. Aspetta, ragioniamo un attimo. Già, ma là abbiamo la mappa della villa, ho capito quello che dici. Sì. Noi mo sappiamo che in questa stanza c'è un riferimento alla Come scacchiera. ci ricordiamo sempre? Perché noi dobbiamo entrare in una modalità di registrarci sta cosa e di pensare a queste cose qua, sapendo quali sono le stanze dove ci sono i riferimenti. Allora, Regen, segnatelo pure tu in testa, alfiere, stanza dei giochi. Mo serviva quella cosa di cui abbiamo parlato prima. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, quindi l'alfiere sta qua. Ne dobbiamo trovare altre 5. Qui dobbiamo Sì. trovare altri 5 riferimenti agli scacchi in qualche modo. Ok. Una volta che li abbiamo trovati ci facciamo la run in quel modo là. Segna tutto Regen, se no sono perduto. Dai, su France non c'è. France, tu perché sei un poldo e sto gioco non ti sei interessato a fare, ma tu con questo ci avresti perso un pochino di tempo pure tu, perché No, è bello io ci ho pieno. provato, non ci piace. Ma perché lui è... Ma perché è Sgrodel? Non ci piace, Ma se ma uno è tanta Sgrodel, ma perché non Sgrodel? è colpa Lascia sua. fare, è colpa sua. Oh, tu lo stai aggredendo, mica io. Mica lo sto credendo, io lo voglio Francesco, tanto bene. Vai, dai tu il tuo giudizio. Allora Ti stai mettiamo o la non se- driving room, Ti stai driving... sentendo aggredito? A me. Ma quello mo di sicuro risponde E sì. fa bene. Ah. Me lo sto tatuando tipo Ok, no, Martina, non ti preoccupare, non hai interrotto, c'ho solo Regan e Francesco che continua a negare la verità dei fatti, quindi non ti preoccupare, tutto a posto. Tanto Francesco lo fa sempre, è fatto così, è uno sgrodel. Ecco, così Martina si ingripperà fino a domani. Allora, la sedia. Non sto cercando di vedere se c'è un dettaglio. No, ma non possiamo neanche esaminarlo no, per magari vederlo qualcosa poi vedi, sì. eventualmente. Sto cercando di capire come applicare la faccia di Pleno 4. Ma Va bene, va bene. Allora, bellissimo. vabbè, dai, la prima che ci chiedi. Corriard com'è? Mamma mia. Vai, colpo di spazio. Carogli. Noi abbiamo la pala. No, ma vada, lo E zio. a questo punto, visto che ci abbiamo, Vai, mettilo. Ti trasto. almeno ci possiamo sbloccare qualche porta e andare avanti. Ti trasto, sì. Aspetta il cane, subito. Allora, doggo pettabile. Qui, bello doggo. Scava un po', dai. Quindi mo la porta è gratis. Allora, è sempre... Sì, ogni volta che scaviamo in una stanza, si aprono tutte le porte. Mo, Più qua sai, non mercato, possiamo non fare fa. niente che non apre questo genere di porte fatte in questo modo qua. Qui invece, avendo The Sister in un altro modo... no, ti devo fare il retro pure qua. Devo andare per la Dark Room. Conviene prendere la chiave, lo zio. Sì, non possiamo cambiare chiavi con soldi perché non ci fa entrare. Il Poldol. Martellonzo. Buono. E ci abbiamo la cassa all'inizio. Sì. Allora, di là non possiamo andare. Di passi ce ne abbiamo. Noi dobbiamo tornare alla Dark Room. Regen, se mentre passiamo stanze ti sembra di vedere pezzi di scacchiera, fermaci. Non possiamo andare di là, no, è finita. No, Cioè, dobbiamo ci abbiamo i andare corridoi. Spero questo c'ha la chiave, quindi mo da là possiamo andare. Ok, quindi torniamo di qua. A Guardate sto sempre bene punto, intorno, così. a sto punto. Ma sai che ti dico? 4 gemme le prendo. Ma invece non c'è bisogno di farglielo capire così bene. Perché ho detto, Regan, mi raccomando, se vedi pezzi nel coso, fermaci. E Francesco ha incentivato il messaggio. Ah, Francesco, domani che turno fai al lavoro? No, ma figurati. C'è una frase che cura da tutti i mali, che io e Gianmarco, anche quando ci sentiamo privatamente, stiamo utilizzando. Vabbè, tanto mo viene domenica, quindi quando accadono queste cose... In questo caso qua non si deve arrivare alla minaccia. Noi tranquillamente aspettiamo domenica. Bello, tranquillo, sereno. Ma pure io, tantissimo. Mani nelle mutande.
tutto il tempo. Ora sono talmente dispiaciuto che mi ficco un palo in culo. No, Franci, non lo Mamma mia, fare. Benji, però forse un po' eccessivo. Fallo dopo domenica, dai. Aspetta almeno domenica. Se non lo faccio mi stacca la testa a Gianmarco. Bravo Regen, questo è vero. Quindi mi raccomando, memorizza anche tu. C'era il super borsellino che ci faceva sempre trovare. Aumentava pure, mi pare, gli oggetti e le monete trovate, una roba del genere, così. Sì, a questo punto. Ah, tu fusioni Questo fai punto. sempre, perché fusioni sempre oggetti belli. Questo punto, vieni un attimo. Da moltiplica tutte le monete. Vabbè. Allora, a sto punto dobbiamo andare per di qua. Ok, ingresso. Sì, uguale. Andiamo di qua e ci prendiamo la cascia. Oh, Abbiamo anche recuperato un punto dico mollare la chiave. Ci abbiamo 2 dati, però. grazie alle scarpe. Carica all'infinito, mannaggia la mamma di... No, lasciamo stare le mamme, ragazzi. Siamo tra di noi, belli, tranquilli e sereni. Lasciamo stare le mamme. Wagyu lo ami mamma miez. Ecco, così, questa è la regola generale. Rignoffa. Mettila così. Possiamo provare il collegamento. Allora, aspetta. C'hai doppia chance. No, lo zio, perché ci serve la pull. Se no non esce la pull. Tu inizi a trovare la pull. Tieni l'asso. Tieni l'asso. Tieni l'asso. Tieni l'asso. E tienilo. Prima. Il primo asso non è andato. E va bene Devi così. rigirare la cosa. Questa. Dammi il nome per il nuovo papa che ci butta la bustarella della comunione di mio nipote. Non perché fare sta cosa, Francesco? Osservatore. A sto punto è l'unico modo per continuare. Così le stelle ci svoltano sempre. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Una stella dei... Di Negroni vuol dire qualità, è una marca, penso si possa dire. Mamma mia, 10 gemme. Mamma mia, una chiave. Mamma mia, le mele. Papa Mortimer. Francesco, non so. No, non penso. Cioè, fatti un attimo un giro pure sopra di nuovo qua dentro. Casomai qualcosa di Ma nuovo. avere pure le quadre, dove ci stanno le... Allora, qui sopra c'è solo il pulsante e la leva per muovere Non questo, c'è quindi nient'altro. non possiamo fare più niente. Qui non c'è niente. Così. Cavallo. Cavallo. Ok, hai visto? Hai visto? Quindi C'ha una cavallo. Cavallo. Aspetta, faccio foto, cavallo. Per sicurezza, così ricordiamo la stanza ed è scritta in basso a destra. Cavallo osservatorio. Nell'osservatorio. Però tante porte chiuse a chiave e noi poche chiavi. Non è un metodo sostenibile come cosa. Oggi vestibulo. Oh, pure passa giù se vuoi, però. Tanto almeno una è aperta. Di là è chiuso. Di là è chiuso. Questa qua soltanto è sgrondelata. Libreria. Libreria per forza, che è l'unico che Carne di sale. cavallo. Sì, Francesco. Sì. Buona la carne di cavallo, buonissima. Ti piace? Allora, Gianmarco, qui facciamo il piano. Ne abbiamo visto il 5 ed era uscita tutta la roba lì e quell'immagine della statua che abbiamo visto ieri. Proviamo a vedere se nel primo capitolo ci sono altre immagini delle statue con le varie braccia e tutto. Diamo una controllata sopra perché non ci andiamo da un bel po'. Guarda bene angoli e cose. Allora, no, tanto si aggancia se entri nel... No, sì, ci stanno i pezzi da scacchiere, così. Allora, quelli cercate di vederli un attimino voi, perché io sto cercando di tenere d'occhio proprio sta cosa qua per trovare le zone di interesse. Sì, in alcune zone vado più basso proprio per sta cosa qua. Ok, qui abbiamo... Fermi tutti. Abbiamo tutte le cose. Queste sono le fusioni, foto. Ecco. Fermi, Giustamente ragazzi. l'avevamo notato che qui si registravano tutte le cose che facevamo. Sì, ci servono, Francesco, ci servono. E vedi stamp. Allora, tutte le cose che abbiamo fatto. Siamo arrivati al 6° grado. Quindi qua sappiamo, questo è qua un attimino.
Era metal detector e lente di ingrandimento per Ok. lanciafiamme. Quindi mo sappiamo ancora più facilmente come farlo. Abbiamo fatto un passo avanti, signor principe, stasera, eh? Lanciafiamme di Gesù Cristo, sì. Già ci ha sbloccato una cosa l'altra volta. Mo penso che la prossima volta... Minchia, già stiamo giocando da 20 ore. Mamma mia. Guarda, noi quando lo finiremo, ma io comunque me lo devo comprare perché mi dispiace averlo giocato dal pass a gratis. Erano 15 upgrade disc, quindi ce ne restano ancora un bel po'. Non sappiamo dove cazzo sta. Va bene. Gianma, ci sarà un giorno dove io ti manderò all'improvviso un'emoticon fatta da tanti schizzetti, ma proprio tanti te ne manderò, che sai che mi riesco ad informare su alcune cose in un certo modo. Se vedo che annunciano qualche DLC o qualche aggiornamento per il gioco, tu da quel messaggio subito capirai. Fatto. Lieve da loco, promotti, caccia spacciale, Oh. cacchi del vivo. Ma perché? Perché Francesco tutto questo? Perché? Perché? Ormai abbiamo fatto. Vabbè, tu vali comunque come chiave Sì. ai lati, quindi di qua però non c'è altro. Devo andare di qua. Aspetta, però ci Vogliamo far chiudiamo. vedere la showroom a Reagan? Allora, aspetta, no, facciamo un retro. Facciamo un retro. Conferenza. Ci abbiamo anche due possibilità. Qualche oggetto altro qui non ce li lascia. I quadri sono là, altri pezzi della scacchiera non ci sono. Tu c'hai la mamma, qualche zia e forse anche qualche amica che Come? Mi fa sto cose. mimetizzando tra voi. Frangio, ma quando tu vieni qua Cazzo, domenica, cazzo. non è che devi per forza parlare così. Puoi parlare normale. Aspetta, quadri un attimo. No? 10 No. è la scoliera. Quanto Allora. facciamo, Maro? No, France, ma non lo fare, non lo fare, che sennò... sennò sembra poi che tu lo faccia apposta per volerti mimetizzare perché sei di un'altra regione. No, sii semplicemente te stesso. Cioè, vai tranquillo. Noi napoletani, l'hai notato anche quando siamo stati a Tokyo. Tu hai visto come mi sono comportato a Tokyo. Quindi, cioè, non ti preoccupare, vieni tranquillo e sii te stesso, ma non troppo aggiungerei perché sennò poi là succede un No, problema. a Busco, Frangio, la Coccorone sicuro a Busco. A Napoli abbiamo la soluzione per tutto, c'è chi la applica in un Allora. modo troppo veloce. Già, ma solo di qua possiamo andare. Chiusa con la chiave Sì. elettronica e chiusa e non Ah. si apre. Prendi un po', L'unica cosa è se qui va la chiave speciale. però qua si apre il giardino. Ed è l'unica cosa che potevamo fare, Gianmarco. Sì. Abbiamo finito tutto, non c'è più un Sì, cazzo. sì. Pure di là, se troviamo una keycard da qualche parte, ci abbiamo altri passaggi. Allora, Controlla bene qua che non ci sia qualche pezzo della scacchiera. allora intanto aspetta un attimo. Per essere accettato devi cantare in un jeans e una maglietta a cappella. No, Oppure allora per se lo fai Reagan. col cuore Ma questo è vieni Reagan. apprezzato, Regen. Infatti non ho fatto E nomi. poi chi te... Una chiave, Francesco, non ottimo. c'è bisogno. No, Questo soprattutto Francesco. non lo dire. No. Non lo No. dire, Francesco, succede un cazzo di guaio poi. Se proprio siamo tra di noi mentre stiamo mangiando, mentre stiamo parlucchiando, Aspetta un momento. dici chi te vive, cioè ecco Dieci qua cala più e moderato. E altre cose che dite voi, gente no, Cioè, sottosviluppata a noi, disse il calabrese che parla come una scimmia. Poi va bene. Che sta succedendo? No, la censura. No. è stato estremamente razzista, non lo potevo tollerare. No. No, Francesco. No, No. la polizia. No. Quando è troppo, è troppo. Francescone. Ma che cosa fa? Ma gli parte una sequenza tutta in napoletano. Faccio un po' per merda. No, e sai qual è la cosa bella? Allora, immaginando Francesco, ma ci vorrebbe la musica di Super Quark Anche sotto. Reagan è stato censurato, infatti. Registo. Sì, Reagan non si può. No, questa mo è detta in modo amichevole per scherzare, quindi l'accettiamo. L'accettiamo tranquillamente. Francesco, io mi dissocio dalla censura, te lo dico. Rimetti la faccio. Vai. Lui mo lì si trova in una situazione dove a lui piace risolvere cose. Sì.
qui non può risolvere, non è che può scavare su internet, perché l'accesso per sbloccarlo ce l'ho Ma io, mo si è non può fare offeso. niente. No, che non si offre, quello sta ridendo pure, È vero, però Reagan lo può dire. quindi va benissimo. Scegli un po' tu. Sì, io devo essere chiamato così da quello che parla Namecciano. Cioè, capito? Quindi Oh, sì. quando è Vabbè. troppo, è troppo. E si mette un attimo in pausa. 3 minuti che non riuscivo a settare pure di meno e non volevo fare danni e mettergli 40 minuti. Vediamo una cosa. Allora, vediamo se possiamo mediare sta cosa in live. Aspettate. Aspetta. Va bene, allora si è contenuto. Ah, perfetto, vabbè, non ti preoccupare, Francesco, io te l'ho detto anche in live, ma Allora. sentito, io ero contrario alla censura. Ma non è censura. No. Non è censura. No, guarda in faccia il tuo esecutore, aspetta, guarda. Perché poi quando lo faccio io, quando poi sono io che mando in dialetto, Bravo. mi legate il cazzo. Bravo. No, Hai mai detto questo. hai ragione Mai per detto me, questo. Per me hai ragione. Lei mente, signor Francesco, lei mente. No. Cioè, ma vedete, uno vuole cercare di risolvere degli enigmi contro chi devo lottare. Ma è mai possibile dai, sta cosa? Tanto è scaduta la censura, dai. Ti aspetto, amico mio, io ti voglio bene. Andiamo Ha a chiuso destra. così la chiamata. Sì, l'ha fatto anche oggi, è un suo modo caratteristico di farsi notare. Comunque ragazzi, no alla censura. Anzi, molla tutte le censure possibili. No ragazzi, succede Allora, a un sto casino. punto, o dobbiamo mettere qualche altro oggetto qua Questo dentro? lascialo aperto, per favore. Come l'altra volta. Lascia aperto. Wow, frate, è Aspetta, aspetta, mi ha dato un'idea sta cosa. Dai. Se le pompe portano l'acqua in cucina Sì. e noi adesso l'acqua l'abbiamo aperta, magari si svuota il serbatoio e ci troviamo quello spazio in più che ci serve. Io quello che ho detto l'altra volta. Lascia l'acqua aperta, falla scorrere, l'acqua a un certo punto dovrebbe finire. Cazzo, se ci uscisse almeno la tua sorella, quella svergognata. Cazzo proprio. No, e non possiamo fare nient'altro. Addirittura non più mod. No, come non più mod? Si è tolto mettendo la cosa. Ah, sì, è vero, si tolgono i ruoli. Aspetta, è vero. Ristabiliamo la correttezza e che Visto che non lo cacciavamo da un bel po' a Francesco, non ci ricordavamo di sta cosa. Tempo adesso 2 secondi. sentiamo una cosa. Siamo due personcine serie Questo e a non doveva modo. succedere, era previsto solo quella censura da parte di Enzo. Ancora quello dell'artista, perché è un artista in fatto di cazzate, quindi ci piace onorarlo per la sua carriera artistica qui col canale. Ecco qua. Adesso No. Ma perché? Ma perché? Giamma, perché non ci prepariamo un cartello per domenica? Scusatelo, non è napoletano, perché così ce lo mettiamo addosso mentre camminiamo. Ma alla fine, cioè, è calabrese, siamo praticamente quasi la stessa cosa. Non è che siamo violenti qua a Napoli, è che se usi certi termini un attimino grandi, grossi, così mentre cammini, uno può dare fastidio perché sono parole veramente pesanti. Poi giustamente dici che stai bene e poi da lì possono succedere varie situazioni. Tu, Francesco, l'unica cosa, cerca di non incrociare gli sguardi, perché funziona come Pokémon a Napoli. Quindi Se tu guardi, evita. incroci uno sguardo, parte il fight, per forza. Non ci stanno cazzi. Tutto a posto. Allora, andiamo di là. Oggi noi a Varesino, pensa la scacchiera sta pure in una delle stanze Noi mo qua piano piano vediamo pure un attimino di... Anche se questa non la possiamo mettere sulla scacchiera perché sarebbe fuori. È vero, questo è fuori. Quindi queste qua sono escluse.
ci schiatta capo, frate, sta senza pensiero. Dopo facendolo in un certo modo che sta facendo una caricatura, a qualcuno potrebbe anche risultare simpatico così. A me fa ridere, quindi io non avrei problemi. Purtroppo, Francesco, come ben sai... Poi ti voglio quando qualcuno ti risponderà in dialetto napoletano stretto e tu Mamma non mia. capirai un cazzo, e lì noi ci faremo delle grosse e grasse risate. Che io sogno i senza, come faccio arrivare i scaffi a 2-2 fino a quando l'arrivano dispari. Ci mischio l'ossa. Va Mi bene, piace l'arancina, mi piace la pasta cantuia. va Questo è un bene, piccolo va bene. mixtape. Il giorno in cui io e Gianmarco verremo lì da te, facciamo la stessa cosa e vediamo tu che Io consigli ho ci avuto una darai. ragazza di Crotone, grande Reagan. Enzo invece c'ha uno scrotone, Vabbè, non penso siano collegate le cose, però però interessava, credo. non penso. Ma Reagan, ti è interessata questa informazione? Stavo Lascia un cercando un feedback. oggetto là dentro, pure per capire. Questo invece non è razzista, Cosa? signor Street. No, la mia imitazione. Ah, ok. Francesco, ma infatti io non No. l'ho detto. Ah, penso, censurami pure a me, ah. No, ma tu l'hai detto in modo ironico, gentile, per ridere, per scherzare. Quindi, perché ti devo dire qualcosa? Gli stessi vostri non incrociate gli squadri. Ok. Fatelo solo se avete intenzione di sfidare. Esatto, Francesco, partono i fight subito. È un casino. Allora, workshop di qua. Ma Iniziamoci a tanto, togliere un paio Francesco, di stanze. domenica, quando saremo insieme, niente ci toccherà. Cosa che faccio giornalmente perché le teste di cazzo me le mangio. Francesco, spero sempre che non acchiappi a uno che ha un coltello, perché sennò tu muori prima o poi, così. Però Sarebbe una piccola regola di sopravvivenza generale. Poi ognuno tu se la spero che tu vede vivi per un tanto attimino tempo, come Francesco. vuole. Speriamo che non sia Allora. ammazzato. Vabbè, Reagan, se da dopo domenica vedi che Francesco non scrive più, Sai il perché, lo sai. Cioè, non porti neanche il quesito, è andata esattamente così. Allora. Ma non è che nella Holocaust c'è qualche un pezzo oggi non ci abbiamo fatto caso? No, ci sono sempre queste due immagini di due carte. Queste prima o poi ci serviranno comunque perché sono fisse. Aspetta, giuro su Dio, un tizio col coltello l'ho trovato e l'ho pigliato con lo spigolo del telefono in testa. Quello vecchio. France, ma questo l'hai fatto prima o dopo che ti sei messo il costume da Batman? Quando? Io credo che questa cosa sia seria, dato che generalmente non so se sta scherzando, ma credo sia serio. Io comunque ti consiglio sempre di evitare di fare cose del genere, perché non può mai sapere come Chi va c'è a finire. dall'altro lato? Se è successo veramente ti è andata bene, sono contento, però stai sempre attento comunque, bro, perché purtroppo non sei immortale veramente, Francesco. Forse sei ignifugo, quello può essere. Immortale, non lo so. Sarà pure biodegradabile in alcuni momenti, Forse però... biodegradabile. Il problema non si pone. Allora, Reagan, vai, tocca a te. le gemme sono nella cassetta bianca. Uno dei box che dice una bugia contiene le gemme. La bianca dice la verità. Prego, fate il vostro gioco. È andata bene, lo stavo ammazzando di fronte quel vecchio bastardo d'inverno. Papà è arrivato sgommato. Tipo Robin, vedi? Cioè, proprio l'ambientazione è quella. Sì, sì, sì. Vabbè, sono contento che l'hai sfondato di mazzate e che comunque ti voleva magari fare del male. Però, stai un attimo attento. Boh. Io ormai non so più che dire. Allora, dimmi quale vuoi rileggere. Stasera mi sta accedendo sto io. No, vabbè, già, ma solita regola. Tutte. Allora, dimmi quando posso passare alla prossima. Così nel frattempo controllo anche un attimo una cosa molto importante. Ok. Ma senza pensiero. Io tengo i pensieri quando... Finalmente quella cosa che mi dirà in faccia no e io potrò agire fisicamente. Esatto, appena dice no. Madonna mia. Ultima weapon. Proprio si pregusta. Possiamo farla purtroppo l'ultima. Allora, metto soltanto un attimo in pausa per controllare sta cosa. Già. Ok, perché c'ho
Ok, 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 ok. Questa qua, la blu. Ok. Grande Ah, Regen. mamma mia, Regen. Sei Grande fortissimo. Regen. E già sarebbero due così. A posto. Abbiamo già pure un bel po' di gemme. C'è una mela con cui muoverci. Gianmarco, sei tu, il mio amico. Gianmarco. No, no. Facciamo bedroom e andiamo sul sicuro. Borsalino. Borsalino. Borsarino. La pala qui non ce l'abbiamo. No, e se sono i pedoni giganti, comunque li dovremmo vedere facilmente, Gianmarco. Prima il cavallo, l'oggi l'abbiamo visto. No, mo le stanze ci sto andando più piano di io non proposito. avevo visto. No, non sto rushando come prima proprio per sta cosa qua. Le sto esaminando almeno una volta per bene, in modo tale che ci possiamo un attimino regolare. Sì, ma non ci avevamo pensato in quell'ottica lì. Ah, capito. Ripeto, l'ultima volta che sono salito mi hanno preso per mafioso. Un pochino esagerato. Vabbè, Sì, dobbiamo capire quali sono le stanze. Una volta che sappiamo quali sono, le puliamo. ci facciamo un bel foglio e me lo metto davanti mentre siamo in live e ci facciamo la bella run solo con quelle stanze. Le mettiamo, ci facciamo una bella foto prima di scendere Allora. giù e lo risolviamo. Sono tutte le stanze e tantissimi vari. Diciamo, che se scusiamo Noi a manco 70, mo troppi. adesso stiamo andando bene per il momento. Cappella, perdo soldino, ma prendo due porte. Prendo due porte. Allora, porta di qua. Vai, classroom. Mentre di qua c'hai un po' di cornecchie tu, però va bene. Libreria, ok. Allora, vediamo prima di qua e ci prendiamo The Apple is on the table. Pedoni, azzi e mazzi non ci sono. Di qua è bloccato mortacci 2. Di qua c'è il libro. No, qui non c'è nessuna statua. Allora, e ci siamo tolti una prova da fare. Questa pure è chiusa, dobbiamo tornare all'inizio o andare dall'ascensore di nuovo verso destra. Quindi di qua e ce ne andiamo qua. C'è un'altra classroom, ma purtroppo scende. Un po' di soldi che male non fanno. Non fanno mai male. Fanno mai male. Questa sarebbe buona. Noi però nella toolbox Sì. c'è sempre quel quarto pulsante che mi sembra strano che non ci abbia mai fatto fare niente. Forse hanno trovato ancora qualcosa così. Al momento onestamente non mi sovviene cosa potrebbe essere. Allora, al massimo provando a tornare con una chiave qua. Comando F ma necessariamente giocato coi Joy-Con. Ah, Ma per caricare le abilità e cose varie? Prendi moneta, ma va bene. No, ho sbagliato. Questo è stato errore mio. Allora. Ok, foundation e poi sotto. è Aspetta. tutto pure per cucinare. Non si può emulare il controllo in un altro modo? Ma almeno c'è la zona là che ci fa comunque risparmiare qualche passo. Dovrei impostare il mouse come Joy-Con e farmi tutto lì, ma mo non c'ho voglia. Allora si può fare. Va bene, va bene. Non ti preoccupare, Francesco. Allora, mela. Sono 2 passi recuperati.
Abbiamo 5 retro qua. Corridoio, Costanza sempre Non so se gli aperta. basta un solo Joy-Con, effettivamente pure quello è vero. Dove cazzo possono stare? Ma non è che Ci una perdiamo una scacchiera sta in stanza una sotto. storeroom, lo zio, un pedone in mezzo alla monnezza. Allora, tanto mo prima o poi comunque penso che siano stanze che ci mettiamo. Allora, laboratorio. Il laboratorio c'è anche una bella cassetta, ma non abbiamo chiavi né martello. Tacci su, eh. Experiment setup. Allora, Gianmarcone, ogni Sono volta proprio che io. mangi una mela, ogni volta che trovi della monnezza quando scavi, quando fai uno shop, possiamo fare di nuovo la combo shop più soldi permanenti. La palla non ce l'abbiamo, eh. No. Allora, visto tutta la frutta che Però tu c'è in qua c'hai le giro, anche le classroom. mele, le classroom non sono showroom. No, però se Ci avete sono tre le classroom mele. sono mele. Cioè, stanno le Facciamo mele. mela questo? Io sì. Ok, va bene. Che facciamo o giù di lì? No, no, va bene in queste situazioni. Va Ma bene. se sei arrabbiato e Ma sta questo cosa non va, cioè, ci sta, va oramai è bene. di uso comune, quindi non c'è problema. L'hai usato bene, bravo. Ma domenica ci facciamo una discussione tutta in napoletano, Francesco. Così vedrai come non si capisce manco cazzo in alcuni momenti. Però poi se ti ci metti con calma si capisce Poi se vuoi ne facciamo tutto. anche una in calabrese. Io però parlerò il mio calabrese. Giamma, A una fancul sinistra. sgrondel al limone. Al limone. Il problema è che forse la ranno così. Da classroom non può andare. Ci voleva la chiave. Breakfast. Dalla breakfast allora ce ne dobbiamo tornare. Io lo Ok. capisco il napoletano stretto. Fai, allora poi possiamo parlare. Non Va è che bene. parlo quello stretto, poi, cioè, parlo normale, tra virgolette, napoletano, la base. Vabbè, tu parli napoletano. Va Perché non lo benissimo. so parlare, non ti preoccupare. Va bene. Va bene. Mo ci vuole, sta senza pensiero. E vedi, se uno mo volesse offendere, potrebbe dire, ad esempio, sai parlare in generale. Ma, vabbè. Però, hai capito, visto che non lo sai parlare, possiamo darti delle piacevoli indicazioni, così da imparare a parlarlo al meglio, visto che speriamo non sia la prima volta in cui ti vediamo e poi passeranno 78 anni in Tibet. Quindi tu scendi più volte, facciamo più lezioni, così imparerai a parlare napoletano correttamente in ogni circostanza della tua vita. Dico di napoletano, esatto, Reagan. Ci stiamo tirando le stanze col misurino proprio. Allora, qui non c'è niente, non c'è manco un oggetto. Aspetta che un paio di soldini Rapa ce li o abbiamo. stipu, piglio o pittu, chiuda o stipu, rapa o pittu, pitta o stipu, chiudo o pittu, rapa o stipu pittu, chiudo o stipu. Apro il Ecco, mobile. la mensa, ti piglia la pittura, Ok. puro mobile, ti pingia la mensa, poi la rapa una volta, ti mette a Sente tutto il processo logico poi che... giustamente a loro viene Vabbè. meglio perché è tutto uno. Poi sembra sardo, parla sardo, siciliano, parla tutte le lingue, Francesco. Allora, di qua... Sei proprio un rumeno che parla calabrese. No, questo è come parlate anche tu e i tuoi amici, Francesco, quando ti sento. Dacci mela per la maestra, dacci mela. E intanto uno è andato. E va bene così. Purtroppo la verità. Più aumenti le casse, più ci sono retro, Ah, siamo albanese. Che cos'è un albanese, Francesco? È un Forse albanese discende calabrese. dagli alberi? Non... Ah no, albanese calabrese, quindi albanese. Ok, pure Ci un'altra classe riusciamo a metterla. Noi eravamo arrivati a 6. Siamo a 4, 5. Puntozzo, punto fino a chi pozzo. Quando non pozzo più contaglio, tu gallinella zoppa zoppa. Quanti pigni teni in coppa? È un di Altro tempo, un di aumento. 4, Ah, un 2, cazzo, 3 e perché? 4. Perché? Dei bucuzzelli che giocavano Finita. a cucù, ne esci fuori prima tu. Questo era Reagan, tra l'altro. Ah, va bene. Va Bello, bene. questo che cosa è? La conta? Allora, Giamma, siamo riusciti a fare solo una combo di 2 e sono finite le chiavi, non c'è più niente.
Piccolo ribattuto raccontare l'ora di tua mamma e poi lasciamo Va stare. bene. Francesco, ti stavo solo spottendo un po', c'era bisogno di diventare aggressivo. Allora, questa qua la dobbiamo abbandonare, non c'erano più strade, non ci sono Eccola. uscite chiavi in nessun modo. Con gli orari siamo proprio... Principe, non ti preoccupare, a poche. Ci deve solo uscire subito la piscina in qualche modo e cucina per vedere pure sta cosa qua, che magari quello più quello ci aiuta un attimino ad avere più acqua da mettere. Ma conosce proprio tutto il repertorio, quindi cioè, è aggiornato. Va bene. Allora, qui mettiamo il den. Qui mettiamo lui. La vita di Expedition. Esatto, sì. Sì. Allora, un paio di stanzette già le abbiamo messe. Alla fine che Mettiamo cosa? dal lato sinistro. Calmati. Stai buono. È buono, Francesco. Non fare lo sgrodel. Dai, calmo. Buono. Prendi un panno carta e pulizzo tutto. Allora, a sto punto, visto che siamo messi di lato presto, no, aspetta, questa ci conviene più per le parti superiori, per sbloccare le stanze quelle più rare. Allora, di qua. Per avere un passaggio, ma tanto alla fine lo colleghiamo da qui. Soldi non ne abbiamo. Mettiamo il laboratorio e iniziamo un attimo a vedere qualche potenziamento che ci può dare una mano anche per il futuro. I soldi all'inizio li ho presi, ma già li abbiamo spesi, o non li ho presi proprio. No, non li ho presi. Lo sapevi che Gustav è un napoletano di origine? Infatti non ha più il braccio per un regolamento di conti in via Brown Base. Francesco, io non credo che questa sia la sua backstory, onestamente. Non mi risulta. Però Well, drafting, if you draw a drawing room floor plan, a letter, e ci sono le stanze che ce le fanno rifare. Tipo questa andrebbe bene in combo con la classroom. Stiamo a prendere un'altra letterina qui, così cerchiamo di capire se c'è qualche altra cosa sotto. Ok. Allora, a sto punto di qua non possiamo più andare. Torniamo nel corridoio e andiamo di qua. Non abbiamo gemme, quindi di qua dobbiamo per forza salire. No, blocchiamoci un attimo di qua prendendo 2 oggetti. Almeno chiave e gemma e riusciamo a fare qualcosa. Allora, nel laboratorio, pure perdendo qualche passo non fa niente. Non ci sono pedoni. Non c'è niente. Andiamo pure qua dentro per sicurezza. Ok. Oi, buona sedia anche a te quello. buona sedia quello. Non sei andato avanti, non puoi saperlo. No, Francesco, era un'ipotesi mia. Ho detto, non credo sia napoletano. Un pensiero, un'idea. Presi i soldi dal bancone, non si... A sto punto, mo possiamo andare a vedere fuori, che mi sono pure dimenticato, sono partito a razzo prima. Quello valuta da 1 a 10 il dialetto napoletano. Francesco, poi puoi fare sondaggi. Cioè, a che ci serve che faccio money? Che fai? Quello è un suo piano diabolico, perché poi pensa che io vedo il buon impegno da parte sua e la buona volontà, gli do le chiavi per entrare nella console di comando di Twitch, così quando la prossima volta io lo blocco, lui si sblocca in auto. Ma non ha capito che questi piani non funzionano. 7,5, grazie quello. Allora, mettiamo questa e vediamo un attimo l'albero genealogico qui vicino. Allora, qui sopra una barca non c'è tutto il cucuzzaro, barca non c'è. Chi è barca? Ruota. No, ma ruota è il cognome, no zio? Questi sono Epson e Sinclair, non potevo mai stare. Quindi non è... Questo sì, Gianmarco, però non ricordavo quali cognomi c'erano. Allora, Però mi sono ricordato che c'erano i nomi, era comunque un indizio. Quello Qui quello calabrese. E infatti, che ne pensi del calabrese anche detto mamecciano? Quello? durante le feste soprattutto. Ah, è Veneto, la campagna veneta.
despota. Non- E faccio un po' per tutti. Va bene, Gianmarco è un uomo dalle 1000 regioni. Come un blasfemo signore. Sì, quello è qualità, ragazzi. Anche quello è proprio una persona di qualità. Noi difatti sul canale stiamo cercando di raggruppare il meglio della società odierna che passa un po' inosservato per il tipo di persone che siamo, eccetera, eccetera. E poi c'è Francesco che fa categoria a parte. Giusto sempre ricordarla sta cosa, Perché è una matchup. perché è un namecciano. Ricordiamo sempre questo dettaglio fondamentale, Allora, di qua non c'è niente. Cibo per i cani non giustamente, fa combo con fa qua apriamo l'acqua e vediamo un attimino. Qui non c'è niente. Tipo, ciao Dario. Esatto, esatto. Esatto, sì, Francesco sta in S+, è proprio una categoria tutta sua. Senza essere presuntuosi, petulanti, ignoranti, tentando di fregarvi sul tempo, soldi e quant'altro. No, noi facciamo il canale, tutte le persone buone e tranquille come noi che si avvicinano sono tutte le bene accette. E poi c'è Francesco. Esatto, Regan, S+ sta per stronzo plus. no. Vabbè, Vabbè. Ci voleva il rullo di tamburi. Ragazzi, ok, vedrò di Ti metterlo. ha dissato pure Regan, Francesco, ormai, mamma mia. Allora, ragazzi, questi sono i comportamenti che piacciono al vostro streamer. Quindi, se vi piacciono queste cose, va bene. Continuate a seguire. Continuate così. Francesco, hanno proprio fatto per bene, sistemato, impacchettato, quindi non puoi dire niente. Certe campagne, poi li guardiamo con relativo sospetto. Fai No. bene a guardare, no, fa bene a guardarci, soprattutto a me e a te con sospetto. No, Limo sta tentando di fare la vendetta trasversale, capito? Ma fagliela fare. Domenica. Che domenica bestiale. Scusa, schierati dalla parte del despota. Allora, despota adesso, Ti ha dato del despota. ricordiamo la frase ormai cara a tutti gli italiani, deve venire domenica. Devi. E domenica verrà, cioè, perché a meno che domani non c'è la fine del mondo e nessuno lo sa. Però quella se lo data, via. sappiamo, andiamo in Calabria un attimo. Lo Sì, sappiamo. anticipiamo un attimo, strizzatina e via. Per l'amore. Mamma mia, la festa che ci stava a ciaudare, quindi sì. Sì. Allora, preferirei il Metal Detectors. Sei un po' un Pippo Baudo, Parugli. Rignoffa. Wow, principe, cioè proprio Però dalla cappella c'è una chiave. dalla cappella, sì, con la chiave potremmo andare di là. Pure la trovi. Non abbiamo Però le fai gemme. jazz. Metti la bedroom, oggi magari c'è qualcosa. Regan ride per schierarsi. Andiamo numero 1, comportamento terribile, c'era un giro d'inferno. Io guardo con sospetto quelli da Parovana in giù. Quello, perdonami, che posto è Parovana? C'era il martello da terra, così. Dove? Dalla tua sinistra ora. Ah già, perché poi qua non l'ho Destra? Là, davanti a te. non l'ho esaminata poi. Allora, grazie mille Gianmarco. Allora dobbiamo andare dal den, cucina. Ah, era Padova, perfetto. E di qua. Il leone che mangia il terun, ecco qua. Ecco, è a posto. Vedi un'occhiata bene qua. Leva rotta. Questo può tornare benvenuto. E con gli oggetti che abbiamo. Siamo d'accordo che quello di Parma sono i peggiori bastardi dopo Bergamaschi e quelli della regione innominabile. Francesco, sì uomo, qual è la regione innominabile? Cioè, dillo. Dillo. Ricordando sempre che è una tua considerazione personale questa, non è la verità storica e assoluta. Specifichiamolo. Ecco, quello ha fatto tutto il giro per che noi gli stiamo pure dietro con queste cose. Madonna mia, ragazzi, fate l'emoticon delle risatine così è contento. Dai, rendiamo oggi Francesco un ragazzo felice. Dai, fate le Hai risatine. inventato una nuova parola comunque, gozo. Che Gozo. non è godo, è gozo. Capito? Parola nuova anche oggi. Che bello essere Francesco, mamma mia. Dai, fanno tante campagne pro qualcosa, un euro per questo. Noi facciamo un emoticon per Francesco. Fate una risatina per Francesco, dai ragazzi.
regione paraculo che non sei alta. Vabbè, Francesco, non c'è bisogno di offendere anche quello adesso. Mamma mia, ha agguerrito proprio con tutti. Cioè, proprio contro il mondo. Mamma mia. Qui niente, qui niente, qui niente. Così, alto a destra. Altro cavallo. Fai foto. Come altro cavallo? Che cazzo vuol dire altro cavallo? Mi sembra che c'erano 2 cavalli, ma non ricordo con precisione i pezzi. Noi segniamoci ste cose, già. Quando sta pure un po' per me. Vabbè, però le stanze le stiamo guardando mo Sì. con calma. Difatti questo l'abbiamo trovato. Tranquillamente. Noi ce ne abbiamo 3, ce ne mancano altri 3. La run è diversa. Ma tu dici che spawnano sempre in stanze diverse, quindi Reagan. Allora, dobbiamo fare la prova di se questi qua che abbiamo trovato adesso li ritroviamo anche in altre... nelle prossime run. Allora, qui com'era il codice? 12? Mo il prossimo giorno, una di queste qua che sappiamo quali sono, la mettiamo e vediamo un attimino che cosa ci dice. Sempre la 4, ok. Non ce n'è per nessuno che hanno arrestato comparmi e sta carcerata. Bene Francesco, non ti preoccupare. Ci ha chiuso. Ci ha chiuso. Sì. Ci ha chiuso. Guaridazzati. Va bene, principe. Oggi si sta... Oggi è perché ieri le ha prese così tante, ma così tante, ma così tante. Accanimento Gianmarco. terapeutico. No, e mo adesso... Lui pure ieri ha tentato un attimino di partire col piede sbagliato. Poi ha visto che in live pure abbiamo capito 2 o 3 punti importanti come andavano fatti. Quindi lui adesso ha paura. Comunque scherzi a parte, siciliani e calabresi sono belli permalosi, ma i campani stanno fuori di zucca. Molti sì. Molti sì, confermiamo. Verissimo. Sì, questo è molto molto Ma alla vero. fine io sono stato un pochettino in varie zone d'Italia e vale un po' dappertutto sta cosa, da quello che ho visto. Troppo perché le teste di cazzo ci sono in giro e là non ci possiamo fare assolutamente niente. Ma tu più che altro con un napoletano non puoi parlare di calcio, perché come parli di calcio succede un casino con un napoletano. Allora, io difatti non l'ho mai seguito più di tanto e ho campato e vissuto tranquillamente. Qualche partita la vedo, ma Antani, le porte dei corridoi sono sempre aperte. Vai là. Vai là. No, cioè, noi non facciamo sponsorizzazioni religiose. No, là inteso come posto in napoletano, quindi osservatorio. Prendi la stella, leva la stella. Un razzista mostruoso, assolutamente, No, ragazzi, il cavallo c'era un'altra volta. Allora, aspetta. Questo non è stato... Pippo Baudo e Capellone. Io non sto spiegando Francesco, ma lo sappiamo che non stai spiegando perché è vero. Il cavallo c'è sempre. Allora Reagan no, le stanze sono le stesse. Ok, ne dobbiamo trovare altre 3. Ma tanto ormai ragazzi, noi della bassa Italia, fra campani, sicuri, calabresi, stiamo dominando tutto, perché c'è Spagna, ormai Milano è sud, e qua è più sud di Napoli ormai a Milano, Sì. Ci stiamo solo noi, dappertutto. Gioco birichino, farabutto. Bologna ha mandato a fare in culo più di un paio di persone. Guarda Francesco, mia cugina vive a Bologna e mi ha detto la stessa identica cosa. No, c'è pure i miei parenti di là, lo sai. E poi Allora, qui c'è addosso. un'altra Esatto. lettera. Ok. Ma questa mi sembrava l'avevo già vista, così. No, noi abbiamo visto sempre questa qua, Gianmarco. Questa è quella che ci è stata consegnata dalla run prima, nuova. Un'altra ancora. Che era proprio sblocca la lettera nella stanza, su queste qua. E se le trovi tutte magari uscirà un codice o qualcosa per andare avanti. Armored Core cosa, Francesco? Oh, che vuoi pare che tu giochi ad Armored Core? Che parliamo noi? Miglior titolo della serie, pensieri, Francesco, ma... Boh. Ok. Top gioco della vita. Attenzione, Reagan un fan. Allora, di che titolo state parlando? Armored Core.
Regan a quanto pare fan. Io ci avrei sempre voluto perdere un attimo di tempo in più, ma non ci ho mai avuto modo come intendevo io. Però se capita, perché no? Noi che siamo all'inizio, vai. Ok, keycard. Ottimo. La cosa che possiamo fare, che non facciamo e ci dobbiamo ricordare, caso mai comunque riusciamo a mettere nei primi piani la security, ci servirebbe per toglierci e metterci la security a livello basso, così ne escono di meno che servono la carta. Allora, passaggione segretone. Passaggione segretone. Dai, Passaggione segretone. dove vuoi andare, zio? Corridoio Vai, che apre di qua e di là. vai. Oh, Qui aspetta, è la prima volta che ci entriamo. Attenzione, Pippo. Pedone. Lui si chiama Pippo e anche Baudo. Attenzione. Allora, ne mancano 2. Poi noi ne troviamo 2 e troviamo la settima. Lì c'è un problema. Allora, per forza tu, perché non abbiamo chiavi. Tacci tua. Però c'è martellone. E sti cazzi. E così via. Di qua andiamo di qua e riscendiamo e vediamo di prenderci qualcosa. Allora, qui c'è qualcuno, c'è qualche pezzo, qualche pezzettino nella credenza. Attenzione, attenzione, attenzione Gianmarco. Sto leggendo quello. Ah, interessante. Come mai questo attaccamento al 4 che sicuramente segna un punto di scissione nella serie? Allora Gianmarco, enigma. Ma soprattutto, il cazzo sta sopra o sotto le palle? Dipende da come sei orientato e dalla gravità della Bravo. zona dove vai a Bravo. fare sto controllo. Bravo. Allora, le gemme sono in questa, Sono qua. in questo box. Questo non ti aiuta a niente. Sì. Le gemme sono nella blu. Allora, tutte farebbero pensare che è semplice. E qui a me non mi interessa proprio, non ti aiuto, mi faccio i fatti miei. Guarda, ce le ha la blu. Allora, fidiamoci del principe. Forse il principe Vai, per ci vuole ridere. dare un piccolo regalo per Per capire. ridere. L'ho letto con la voce di Dario Moccia, infatti ve l'ho fatto anche io. Ok, il principe ha detto ok, Ali, sto trattando troppo male. Perché se non rispondi alla domanda entro 5 secondi sfascio il computer in testa all'ingegnere capo. Mi sembra un comportamento un pochino eccessivo e che non ti faccia poi col tempo avere una promozione, secondo me, se è uno dei tuoi obiettivi nella vita. E poi ti vengo a trovare dove cazzo stai, porca puttana. Ci sarebbe anche la galera e cose varie, però se tu vuoi fare sta cosa e te ne assumi la responsabilità, Viene da piangere. minchia, ci ha chiuso di nuovo il bastardo. Allora, pariamoci la palla per domani mettendo la morning, così almeno sono delle gemme in più per il giorno dopo. Allora, mica c'è qualche cosa relativo a ruota. Allora, molto follow, ok. Qui c'è qualche altro pezzo? No. Ce ne manca effettivamente uno. Cioè, Regan, ma lei da che parte della penisola italica proviene? Bravo quello. Dal giardino. Allora, tu devi essere aperto. No, facciamo workshop. Cioè, leva di qua. E niente. No. Questa è sempre quella lock, non possiamo fare niente.
Oh, principe ci ha chiuso perché è proprio molto bravo. Marco, guarda un attimo WhatsApp. Minchia, c'è il tempo che ho messo il telefono a caricare e tu mi mandi le cose su WhatsApp. Bravo Francesco. Ci sto su WhatsApp, Francesco, ma non c'è niente. Mi gioco te e mi voglio chiudere la run. Però, No, Francesco, adesso. cosa ha combinato? No. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. C'è un cigno e non ci interessa. Altre... Oh. Ce li abbiamo tutti e 6. Ce li abbiamo tutti e 6. Ma perché mo mi devi scrivere su WhatsApp? 1, 2, 3, 4, 5. Il primo dove l'avevamo trovato? Nella sala del mago. Però zia, nato poi tu, qua. Io mo voglio uscire fuori e voglio andare a vedere i pezzi da vicino per vedere quello che c'è. Aspetta. Lo facciamo in questo modo qua. No, ci conviene a sto punto. Va bene. Francesco, non ti risponderò più su WhatsApp perché sto caricando Allora. il telefono. Quindi su va. Facciamo in questo modo qua. A posto, risolto. Sì. Allora, già Mox, Sì. sono le ultime 4 foto. Sì. Poi c'è questa di mezzo e c'è l'altra. Mo non ricordo, nella sala dello Jester Alfiere. c'era un alfiere. Nella sala Ok. dei giochi c'era l'alfiere. Ok, nella sala dei giochi. Ok. Noi mo usciamo e andiamo a vedere un attimo da vicino, senza tramite la foto, così lo vediamo meglio. Che non ci stanno più stanze che puoi usare per fare la spazzatura. Allora, mo vediamo. Noi al momento sappiamo che ci servono 6 di sti cose, per il ragionamento che ci siamo fatti potrebbero essere loro. Vediamo se sono i pezzi che ci servono a noi. Se sono quelli, ci organizziamo e vediamo di farci la run in quel modo lì. Dai, alfiera un po'. Vabbè. Allora, andiamo a vedere subito sta cosa, perché con tutta sta segretezza là dietro ci deve essere o il potenziamento, quello grosso, che proprio dice: ah, allora aspetta, mi hai fatto del male, hai capito fino a qui, ti meriti un bel premio, o c'è dell'altro. Quindi noi, visto che vogliamo andare fino in fondo, scendiamo. Ci sta. Va bene. Stasera uno non sta. No, è euforico, sarà felice di venire qui domenica, quindi è allegro, felice. Sì. Allora, Pezzi su. allora, Gianmarco, Questi sono re, regina, torre, alfiere, cavallo e pedone. Sono tutti pezzi. quindi dobbiamo trovare ancora. allora aspetta, ce ne manca, dobbiamo trovarne almeno uno per parte. Esatto. Ci mancano quei 3 là, così. Allora facciamo così, aspettate, facciamo le cose in maniera seria e sistemata, perché se no non ce ne usciamo da qui. Allora, Guarda, preferirei spararmi in una rotola, ma vabbè. Cioè, prendi, scusi, tu non ci vuoi vedere. Cioè, che viene a fare allora? Giamma, Dimmi, facciamo in questo modo qua. che vuoi fare? Mi sono creato un bel file Word. Iniziamoci a segnare su sto file che tengo sempre sul computer, quelli là che abbiamo trovato e in che stanza sono. Allora, stanza dei giochi. Stanza dei giochi. Alfiere. Alfiere, poi faccio uno schema un pochettino più comprensibile, così ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Poi cavallo. Ok. Scusami, metti. Allora, vedi le foto. Vedi Sì, le no, foto. ma ricordo pure. La stanza dei computer, come si Aspetta, chiama? parti da qua. Così vedi pure i nomi sotto per bene. Allora. Vedi in basso a destra. Stanza della sicurezza. Quindi security, Security, cavallo. Però cavallo. non è solo la security, è pure la Star Room, la stanza del telescopio. Quindi telescopio, segniamo che anche lì c'è un cavallo. Dopodiché i pedoni, walking closet, Ripostiglio grande, diciamo.
quello là con più oggetti, con 4 oggetti. Sì. Quindi ripostiglio grande. Quello. Il pedone ce l'ha. C'è un pedone. Nel parlor, proprio il parlor, quindi quello là delle casse, il box. Ok. Pedone. E nel secret passage c'è un pedone. Passaggio segreto. Segreto. C'è un pedone. Ok. Ci mancano quindi torre, re e regina. Allora, questo Sì. mo me lo metto sotto nel PC portatile. Così Ragazzi, noi un attimo continuiamo a solo. fare in modo tale che non perdiamo più tempo per le prossime volte. Datemi 2 secondi. Allora, un momento solo, ragazzi. Con il tipo saluto napoletano, quello naturalmente più civile e meno cavernicolo, paro pesce, frate, ua, uriavola, ai pistola, a piazzi spaccia. No, non è così. Il saluto è molto più profondo. Ciao, Buonanotte Francesco. Francesco. Buonanotte. Sta alla fine, dico. Sì, sì, sì. No, raga, li stiamo salvando perché pure prima è riuscito il cavallo nello stesso posto. Noi a questo punto ci conviene, tutti quelli che vediamo ce li segniamo. Una volta che ne abbiamo uno per classe, ci dobbiamo fare la run dove li mettiamo sulla mappa Sì, sapendo le stanze e mettiamo. poi li veniamo a mettere qui. Allora, quello, traduzione. Paro pesce fratello. Sembri il pesce, fratello. Wow, vabbè. Il Pesce diavolo- inteso non come pesce No. ittico, ma pesce organo maschile riproduttivo. In realtà andrebbe bene anche l'ittico, nel senso un boccalone. Ah, vabbè, pesce, sì, sì. Il diavolo, le pistole, la piazza di spaccio. Questa è la traduzione. Secondo Francesco, Quello che ha detto- Secondo il saggio, mi ha scritto Uè, cosa vuole? Ma stava in live 2 secondi fa. Forza Napoli sempre, frate, ua, con la bandiera del Napoli che sventola. Vabbè, Sgrodel. grazie. Va bene. Allora, a sto punto. Poi pure amici e persone che hanno visto che facciamo le live in questo modo qua hanno detto ma perché siete così particolari nel vostro fare le cose in un certo modo? Ecco, perché le nostre amicizie sono queste. Quindi è normale che noi ci comportiamo poi in un certo modo nella vita. E il fatto quello è che la frase che ha scritto Francesco sono parole in napoletano, ma non ha senso rivolgerla a una persona in questa sequenza. Non... Che dica una persona fare il pesce, diavolo, pistola, piazza di spa, non ha senso. Accendino, banana, bicchiere, orologio. Capito? Sì, ok, sono oggetti, ogni parola ha un suo significato, ma non è quello, non hanno senso messi insieme così. Ce l'hanno singolarmente, ma non nel modo in cui lui l'ha Regan utilizzato. oggi era allegro comunque. Sì, Regan era particolarmente allegro oggi. Il bastardo mo c'ha casa libera che non ci stanno genitori, sorelle né niente, quindi sei stato nel chill col pisello da fuori tutta la giornata. Chi meglio di lui? Sono parole a cazzo fuori Sì. Allora, no, parole a cazzo no, perché qui da noi hanno un certo significato. Messe a cazzo così, giusto per. Quella parte là, sì. Allora, destra. Workshop. Lo voglio buttare il punto, però lente di ingrandimento che adesso non ci serve, ce Ora la la troviamo. spamma sempre. Va bene. Però ci chiudiamo malamente, sprechiamo quasi tutto. Cioè, però oggi per un libro forse oggi si potrebbe. E vediamo pure se c'è comunque un pezzo qui Eh. per segnarcelo. Allora. Tutto pazzo furioso. Oggi è Natale. Buon Natale, Gianmarco. È il 25 sì. dicembre. Oggi è il 25 dicembre. No, almeno un albero di Natale nella hall. Eccolo La qua. torre. C'è una torre qua. Allora, così senza che facciamo le foto, noi facciamo semplicemente cavò. Sì. Banca. Sì, cazzo con le patate. Torre. Ok, a posto, fatto. Quindi pure se ce n'è più di uno, noi riusciamo un attimino a muoverci meglio. Qui non c'è nient'altro. No, ok, mi sa che sono fissi e io sono un fulminato. Regan mi sa proprio di sì. Ne dobbiamo trovare uno per tipo e piazzarli Sì. noi in qualche modo. L'importante è che ce li dividiamo per categoria
e riusciamo a farcela come puzzle. Il problema mo è trovarne almeno uno. Allora, La torre l'ho trovata pure io lì. E vedi che sei un pisello, Regan? ma perché tu vedi degli oggetti, non ci fai neanche caso, e che vedi quante volte siamo passati in quelle stanze. Vorrei rendere partecipi i presenti che il Jammox fa la stessa identica cosa con me, tra l'altro usando un dialetto siciliano e non calabrese. Mettendo in fila, fighi pulla, andiamo a prendere un arancino. Però così almeno lui l'ha messa come una specie di domanda, quindi prova a dargli un senso. Tu hai detto parole a caso unite così. Ma poi vedi che io lo faccio con te, mica ho detto che va male, cioè non ho detto che hai sbagliato. C'è un modo e un modo, Francesco. E semplicemente era per dire una cosa e io ti sfotto così. E anche oggi sei stato grodolato. Hai subito il pollo. Se te le cerchi. Dai, suca. Ciao. Vabbè, Ciao Francesco. Ciao. Così, che la pace sia con te. Lo zio. Che è difficile, però va bene. Noi ci proviamo sempre e ci proveremo fino alla fine dei nostri giorni. Intanto domenica. Allora, mica qui nel menu c'è qualche pedone, qualcosa dietro nascosta, no, eh? Ok. Vediamo un attimo perché il gioco è molto birichino su queste cose. No, ok, allora. Qui non c'è niente. Devo guardare in faccia alla realtà. Eh sì, Regan, che sei un babbeo. Gemme non ce le abbiamo. Bedroom ci chiuderebbe di qua. No, mettiamo la spare. Però senza salire, ma andiamocene di qua. Quindi ci mancano Re e Regina. Sì. Ma sì, Re e Regina, sai dove stanno? Nella stanza della First Lady, tra virgolette, e nella stanza padronale, lo zio. Ok, ma vediamo un attimino di trovarle. Questa è buona. Ora puoi andare in Calabria. No, non mandate a Regan in Calabria così a caso, non va bene. Così debotto. Casino. Allora, ci serve la pala a sto punto, che così ci risolviamo il problema delle chiavi che già abbiamo. Sì, qui già la pala già l'abbiamo presa, è vero? Ok, allora a sto punto per forza questo qua. Allora, esperimenta. Sperimenta bene. Non si guarda, in caso di emergenza. Questa combo qua. Meno con 2 dati si possono cambiare un pochettino le stanze. Toglie 5 passi, così. Che se non gli altri, questo ci danneggia, questo è a fortuna. Io andrei più sui Locket Trunk invece. Allora, questo collegato con che cosa? Poi dati. Che i passi non ci servono, il resto basta. Che ce li mette sempre a 2. Allora, esperimento fatto. Allora, a sto punto di qua. Io l'Italia non ne ho vista molto effettivamente, no, manco io, Regan. Ok, il Den quasi è un una cazzo in gemma. realtà. Vai, cacciachiavi, dai. Cacciachiavi. No, però ci ha dato. Non sì, che culo. Li hai presi dopo Il che te li ha terzo. settati lui. Quindi lui te li ha settati a 2 e tu hai raccolto gli altri 2, se no ti riscendeva a 2. Vabbè. Non te li calcolava. Allora, qui ci mettiamo questo e ci prendiamo un bel po' di risorse. E poi ci controlliamo queste 2 stanze per bene. Allora, Buono. il pedone qui l'abbiamo segnato? No, lo zio, questa no. Allora, aspetta Questa un no. attimo. Quindi, io mo li scrivo tutti insieme e poi domani mi metto e li ordino con calma. Quindi, store room. C'è un pedone. Ok. Aspetta, però devo poi fare anche un'altra piccola cosa. Ok. Io d'Italia non ne ho visto molte effettivamente. Ragazzi, se avete la possibilità anche a brevi distanze, siete abbastanza maturi e intelligenti e visto, gonfiamoci un pochettino l'ego con i discorsi che stavamo facendo prima, visto che avete anche raggiunto il nostro canale,
Se seguite un idiota e anche un altro idiota che pure ha viaggiato un pochettino in giro, uscite fuori dai vostri confini anche un pochettino alla volta, vedetela l'Italia perché è bella. No, comunque se ti sposti con altre persone, vai fuori tutti gli anni, quindi comunque che già comunque ci sono persone che fino a Fondi non ci sono mai andate, quindi già terra di nessuno. no, assolutamente, ma ogni posto è terra di nessuno in un modo o nell'altro. Non sono posti tali, dai. A sto punto ti uso. Questa è molto più simpatica. Comunque Reagan ci mancano re e regina. Allora. Poi abbiamo tutto. Laboratorio l'avevamo già controllato, il Den l'abbiamo visto l'altra volta. In che senso? Il Den mi sembra non l'abbiamo controllata per i pedoni. Cioè per i pezzi della scacchiera qui. A sinistra. Sinistra. Questa è destra, lo zio. Sinistra è l'altro. Qua, ok. Ci sono in molte stanze comunque. Quindi poi il pedone, vabbè, è quello più facile da mettere, lo puoi mettere in una qualunque di queste posizioni. E il problema sono gli altri. Allora. Beach party a Baia Domizia? Va bene, Laboratorio. Reagan, facciamo un beach party a Baia Domizia se vuoi. Dai, speriamo che viene l'estate, dai. Ce la faccio più. Allora, qui niente. Qui niente, no, qui l'abbiamo vista l'altra volta alla fine. Allora, a questo punto tutto diritto. Stanno in un punto proprio specifico. Stanno in quelli là alti, sono più difficili. Sono più difficili. Penso che vanno messo non penso proprio che vanno messe le stanze in un ordine proprio preciso, cioè No, questa stanza perché sennò deve essere solo il pezzo della scacchiera. Allora, guarda, ti dirò uno in omaggio. Gianmarcone. Però a noi ci serve prima la pull, quindi ci teniamo pure le gemme. Allora, qui l'avevamo già assegnato. Io non troppo, se il primo maggio ci sono 25 gradi ho paura della piena estate. Allora sì, ragazzi, questo sì. C'è sto rischio, Inizia a fare sempre più caldo, ma io arriveremo. C'è un problema. Un giorno dove c'è non un problema più di casa. C'è un problema. Però pensatela in quest'altro modo, ragazzi. Se arriviamo a situazioni di caldo estreme, non si va manco c'è a la fare soluzione. lavoro. No, ma poi c'è la soluzione. Cioè, è più facile quando è estate perché uno trova il modo, si rilassa, si butta in acqua, vede di fare le cose in un modo diverso. Poi fuori c'è bel tempo, ti viene pure un pochettino più voglia di uscire e quant'altro. Va bene così, ma in inverno, per quanto sia bello, pioggia, casino, bordello, ma anche no, ragazzi. Mi piace quel clima intermedio. A me piace il mood che si crea in inverno. Però poi giornate di sole. Sole bello, sempre. Ma poi diventa il pianeta di Interstellar. L'estate fa cagare. Pure io non l'apprezzo particolarmente, ragazzi, devo essere sincero, per il caldo soprattutto. Quando c'è troppissimo caldo, sì, là diventa un grosso problema. Gioco però sei... Lo vuoi fare strano proprio tranquillamente, va bene. Strano. Allora, famolo strano. Allora, di qua bottiglie, piatti. Andiamo nelle credenze perché il principe è molto bastardo. C'è un pedone anche nella dining room. Caldo stannare, gente che rompe i coglioni, vabbè, quello sì. I problemi ci sono. Vabbè, basta prendere giusto un paio di precauzioni. Si risolve facilmente. Dining room c'è un pedone. Ok. Allora. No, gioco. Zanzare rompono i coglioni, per dirla proprio alla tedesca. Ma ragazzi, se volete un consiglio, fate come ho fatto io. Grandissima luce elettrica per interni, quella lì che fulmina le cose, piazzare in stanza, mettete bella mascherina per dormire così la luce non vi darà fastidio, e zanzare friggono che è una bellezza, friggono una meraviglia.
No, io in realtà ho comprato già dall'anno scorso piccoli affarini da mettere nelle varie prese No, quelli si elettriche. tengo pure io. Li lasci là 2 settimane prima, quando iniziano ad apparire i primi moscerini, zanzare o anche rotture di coglioni più grosse. Non si avvicina più nessuno. Non viene più nessuno. Tutto tranquillo e sereno. Non abbiamo problemi, per fortuna, su questo. Che tipo di veleno quello intendi? Che metodologia usi tu? Cioè, come gli zanzarini? No, raga, quelli pure funzionano. Però volete mettere il piacere di vederla là che è stata beccata dalla luce elettrica, mezza Lo zii, ma fritta? visto che è Natale, qui dentro c'è l'albero di È Natale. vero, cazzo, lo zio, qua c'è qualcosa. Rega. Lo zii, sono i regali di Natale. Quindi questo capita solo in questo giorno qua della Capita rancia? nel periodo di Natale, sì, perché il Ma proprio 25 una già l'abbiamo cassaforte, stanno passato. regali nella cassaforte. Sì, pure le piace. Raga, i metodi sono tanti, però fidatevi che la luce pure è divertente, ragazzi. Ok. La racchetta, per esempio, non ce l'ho quello, però devi fare movimento. Io con la luce non faccio un cazzo. No, no, meno movimento, ragazzi. Già estate, fa caldo, meno movimento si fa, meglio è. Cioè, io metto le mele Grazie per i regali. No, no, le ho viste queste qua. Almeno ci hanno dato il metodo una funziona. bella botta. Allora, nel boudoir, mo dobbiamo controllare eventualmente se c'è qualcosa. Facciamo bedroom e continuiamo a salire. Allora, qui c'è qualche pedoncino, qualcosa. E comunque, ragazzi, non so da voi nelle vostre città, Qui ma il dentro problema niente. principale, almeno qua da noi in estate, guai, sono le blatte. Raga, le blatte. Fortunatamente qui proprio da me negli ultimi anni è diventata molto più tranquilla la situazione, però sempre prendendo provvedimenti per non farle entrare in casa. No, che io quando poi la sera in estate devo andare nel Se tuo sei in parcheggio, devo giro per cancellare strada l'om. e in giro per strada di sera è un È problema. un casino. Problema. Mamma mia, raga, che schifo. In realtà il mondo è sorretto da miliardi di blatte che Sì, cercano di sì. uscire fuori e piano piano trovano dei pertugi. Cioè, io... Nel momento che boh. faranno la breccia grossa è finita. Cioè non ci saranno più speranze per noi Madonna, direttamente quello da sì, proprio. per strada. È dai tombini, quello, da tutti i tombini che stanno per strada, voglia che ne escono. Forse da Ma te non solo da appunto. noi, ma da te per fortuna che non è così. Qua ci sono, non in tutte le zone, cioè non è che ogni tombino pure del mio quartiere dove vai appaiono. Magari sarà per qualche concentrazione di qualcosa, sarà per qualche altro motivo, però ci sono purtroppo. Qua no. Allora a te hanno fatto un buon lavoro quello, evidentemente. Purtroppo da noi no. Hanno fatto la versione quella là un pochettino più economica e non regge bene, oppure si sono tanto riempite di pizze e di cibo napoletano che le ha rese più forti che il veleno non Non ne fa gli fa niente. assolutamente niente Può più ormai. essere. Allora, nella morning room non c'era Io ho un niente. tizio nel palazzo che ne ha il terrore e ogni anno chiama i disinfestatori, potentissimo. Ma ti ho detto, io ho comprato queste 2 o 3 prese messe nei punti giusti della casa, proprio dove abbiamo notato negli anni che si avvicinavano. Ci siamo messi tranquillamente e già dall'anno scorso siamo abbastanza tranquilli, per fortuna. Però se metti il piede fuori c'è problema. Allora, Giamma, almeno c'è uscito il grimaldello, quindi Dai. possiamo fare qualcosa. Però aprendo lì abbiamo perso un dado, che ce li setta sempre a quel numero lì. No, in casa noi invece quello principalmente non Ok. troppo in realtà. Cioè, a me per esempio, vabbè, io sto al quarto piano, quindi c'è pure un altro Che fattore, cos'è mo ragazzi. qua, Gianmarco? Il solarium. Ti escono più facilmente Wow, le lo di stanze subito, unusuali e rare. subito. Unusuali, rare, Costo disromi una stampa. gemma, cioè fortissimo. Metti, metti. Allora, qui c'è un pezzo. Qua Ma tu penso poi scusami, quello tu assolutamente sei qui. ancora nella campagna veneta, perché in quel caso si spiegherebbe già di C'è più. un pedone nel drafting studio. Pedone. Ok, Ah, sei allora. ancora lì, allora forse anche per quello.
Poi non so da Regen, noi qua più che altro, raga, a me per esempio è particolarmente difficile. A meno che non acchiappo tipo solo leveling, una specie di blatte volanti giganti È un problema. che arrivano fino a sopra, un po' più difficile. Poi la mia zona, io abito di fronte al Cardarelli, che è un ospedale abbastanza importante napoletano, quindi è un po' più tenuta Allora, vediamo di meglio la qua se zona. riusciamo a mettere qualcosa ottimo. Se così vogliamo dirlo. Allora, due dadi Dai, e ci butta controlliamo pure la stanza qui. Allora, due dadi. Ah, da te proprio in generale, Regen non si vede. C'è un Inviata a te, pedone anche Regen. qui. Ce ne sono un bel po', Eh sì, perché il pedone evidentemente appunto è quello più facile da mettere. Ok. Faccio io, ho fatto tu, ok. Allora, a questo punto possiamo andare un attimo giù e vedere di far uscire qualche altra cosa. Comunque le stiamo trovando. Sì, ho voglia. Io, comunque c'erano tutte queste cose, non ce ne siamo mai accorti, così. Conference room per tenerci quei due sopra, tanto altro lato non possiamo fare niente. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente e qui non ci sono pezzi della scacchiera. Ok. Store room, così ci prendiamo risorse e quant'altro. Questo ce lo siamo segnati prima. Ok, abbiamo preso un po' di risorse e ci siamo risolti. Siamo a 73 monete, Gianmarco. Mica male. Vai, gioco con Gli noi. scaravaggi sono aumentati i gatti, penso sia causa-effetto, molto probabile, Regen, nel caso. A sto punto il passaggio way e sono altre 3 stanze da mettere. Allora, aspetta, qui fuori non abbiamo visto. Allora, qui niente, qui niente. Qui Ah, non ragazzi, c'è siamo arrivati a niente. questo che parlavamo del caldo. E io ho detto che uno dei problemi più grossi del caldo è quando escono le blatte. Ci Perciò. siamo dimenticati una cosa, Gianma, nella security, di abbassare le stanze. Ah, è grave. Aspetta. So un paio di passi. Che se no c'è un grosso Che problema. trip. Sì, ragazzi, abbiamo fatto un salto di discussione enorme. No, vabbè, vuol dire che stiamo tutti a nostro agio e ci stiamo belli e rilassando, anche parlando di cose schifose come le blatte. I blattoidi. Allora, Swan Song. Vai con la connection. Dai. Allora, servizi dello staff. Noi dovevamo cambiare da qui. Ah no, aspetta, non era qui. Era security. Key card system. Las cucarachas. Sì, Regen. Ok. Allora, almeno così ce le siamo tolte un attimino da mezzo. Allora, mo sono curioso di prendere la stanza quella là. Sì, no, lo so che esistono, quello dicevo, capi, versioni mutanti alate potentissime. È stato un pochettino troppo. Che mi volavano fino a un quarto piano. Da me è un po' più difficile, diciamo, capito? Anche che io ho molto spazio aperto davanti prima che ci sta Palazzo, abbastanza largo. Quindi non c'è proprio tanto modo. Allora, qua possiamo prendere un paio di cose. Allora, di qua. No, io me la tengo ancora, me la voglio tenere. Sì, lo so che scalano anche quello, lo so, però proprio di mia esperienza non è a nessuno del mio palazzo in realtà è capitato. Quindi non ti saprei dire oltre. Ottimo. Oggetti. Sopra.
Mettimi una biliardo pazza, ancora ne devo fare una È stasera. vero, stasera queste qua non le abbiamo fatte proprio. Nessuno è al sicuro, mai siamo al sicuro, quello. Mai. Siamo mai al sicuro. No, sotto un certo punto di vista può succedere davvero tutto in qualunque momento. Allora, Loro ti trovano sempre. cioè sia nel bene che nel male, quindi basta Allora. soltanto stare il più tranquilli possibile e non farsi fottere col cervello. Ok, 16. Allora, Allora. 2. di qua. Oh. Questo è... No, non può essere così. Stiamo riuscendo comunque a mettere un sacco di stanze, quindi mo dovrebbero apparire quelle che ci servono. Prova 8. No. No. Allora, 10. 16. Di qua. 2. Comunque, da tutte queste volte che ho fatto su gioco, dovevo dare la laurea in matematica. Cosa, sono studiati bene anche perché le stanze queste qui con gli enigmi sono sempre diverse, non è sempre la stessa cosa. No, comunque non è che poi lo devi dare per scontato e ti annoia a rifarlo più volte. 20. 20? Farugli? Non è farugli. Allora, 10, 16, 2. Allora, questo qua dovrebbe essere al quadrato. Meno il quadrato? Francesco dice 12. Prova 12. Non c'ha ragione lui. No, Francesco. No, io lo rifai, se no lo blocchi un'altra volta e gli cancella tutti i messaggi. Lascio sta. Ecco qua. Ma perché? Ecco qua. Vado a dormire, entra, dà un suggerimento e la do pure sbagliato, fuori. Fuori. Cioè, io non sono d'accordo, Fuori. sappilo. Fuori. Ingiusto questo. Non ho capito il criterio. 10, allora, 16, 2. Allora, forse in questo caso si deve fare diversamente. Questo è 4 meno 8, non si può fare. Vai a meno 4. Meno 4 al quadrato è meno 16, non può venire. Sì, ragazzi, sta cosa. Allora entra, ci saluti, ci dici non mi disturbate, vado a dormire. All'improvviso rientri, dai un suggerimento e lo dai sbagliato. Fuori. Fuori. Hai detto che stavi andando a dormire. Vai a dormire. Ci rifletti, ponderi meglio e non ci sono problemi. Poi è Francesco, a me mi diverte fargli queste cose, questo poi è un altro discorso. Me lo faccio perché lo voglio bene, non perché lo voglio censurare, che sia chiara sta cosa. No, assolutamente. Allora. Allora, già Marcone. Provo 4. No, ragazzi, ho delle difficoltà su questo. 16, 2. 2. Questo mi sta portando delle difficoltà. Al quadrato 2 volte. Però è dell'8. Viene. No. Se no, proviamo in un altro modo. Lui ma adesso può anche ritentare, se Prova vuole. 16 un'altra volta. Farugli. Chiave dorata. Era da un po' che non usciva. Allora, a sto punto possiamo toglierci questa di qua.
Non ha funzionato perché sia un figlio di buona madre. E a sto punto mi metto la mail room. Va bene. L'ora degli annunci. Va bene, grazie mille. E adesso Io la però- pubblicità. Che non ho mai detto che andassi a dormire. È vero, però, aveva detto vi saluto, non ha detto vado a letto. C'ha ragione, in realtà, Enzo. Guarda, io gli faccio passare anche il Ma messaggio. Freddy, scusi, ma perché a me che io ho detto non sono d'accordo? Allora, la scelta è stata unanime da parte di me e di Gianmarco. No, Ah no, non eri d'accordo tu? no, Ma perché? perché ho detto no 3 volte. Ma è stato un gesto d'affetto, una Ma non ero carineria, d'accordo. una burla. Non mi interessa, io non ero Vabbè. d'accordo. Vabbè. Non voglio sapere niente io di questa camorra. No, che poi mo gli metti in testa altre cose e questo si No, immagina c'ha- che la c'ha camorra è ragione, questa. però. Io quando gli devo fare ragione. Quello ancora lo devo aggiustare sono accadute varie cose negli ultimi giorni molto importanti anche per il futuro della live. Ho fatto vedere una cosa prima a Gianmarco che vorrei integrare, molto bella. Questa la devo aggiustare. Niente parolacce, quindi tutti con calma, con tranquillità. Non diciamo parolacce. Just redeemed. Eccolo qua. Ah, chi l'aveva Eccolo visto? qua. Non diciamo parolacce per un 5 minuti. Accidenti. Quindi parliamo in modo calmo e tranquillo e pacato. Tu Mannaggia, aspetti. che la grande- No, Gianmarco, diamo il buon esempio. Ragazzi, avvisatemi sempre se il mio volume di voce è troppo alto, così abbasso un pochettino il volume. Allora, eccoti qua. Eccoti qua. Sto Eccoti cercando qua. di capire perché era 16 poi. Eccoti qua. Di là c'è la porta. Tu sei proprio gioco, sei proprio guarda. Se fossi in te mi vergognerei. Poi scegli tu cosa vuoi fare. Allora, andiamo di qua almeno se te la mette chiusa a chiave, però vaffanculo. No, perché ci serve dopo. Forse leggermente alto il gioco, ma un non nulla proprio. Aspetta, Devi fare aspetta. una tacchettina. Aspetta, aspetta. Aspetta. Ok, ditemi adesso come va. Mo chiamo la finanza. No, ma perché? Ho capito perché era così. Perché? Ho capito perché è uscito 16. Perché io stavo ragionando male. Perché non è che perché c'è più 4 e meno 8 deve essere per forza 4 meno 8. In quel caso era 8 meno 4. Quindi andiamo un attimino così. 4 al quadrato diventa Allora, 16. questa fa. Ogni volta che... Ah, cazzo, abbiamo perso le altre gemme, però passando di qui abbiamo sempre minimo 2 gemme. Io ho 42k punti. Complimenti, rega. Ragazzi, ho intenzione di mettere altre cose, solo che giustamente non avendo tanto tempo non ce l'ho ancora fatta, però le idee ci sono e si spera anche il tempo, quindi fratelli amati, pregate per me. La locker puoi provare con lockpick tutti gli armadietti. Magari funziona, a meno che non sono chiavi speciali. No. Devo fare No, usare. no, no. Cazzo, che inculata. Però noi le chiavi della locker non le abbiamo prese solo una volta, mi sembra. Sì. Tu sei un pezzo di bastardo, però. Questo ogni volta. Allora. Oggi qua pure ci potrebbe essere uno dei pezzi, Sta stampato, no, che sta pampa. No, ci blocchiamo tutto Se no puoi così. ritrovare, No, ci perderemo solo le 3 stanze sotto. Me lo voglio tenere. Se riusciamo a far uscire Dai. la boiler e vedere di attaccargliela lì in un altro modo. Borsellino che ci serve, ma do 73 monete. Mi hanno scammato. No, quello, tu ricordati che hai riscattato sta cosa. Appena Enzo la giusta te la riscattiamo. Penso già nei prossimi giorni riesco a fare qualcosa. Non è vuota, quindi sei piena, a detta tua. Sono nella nera. Le scatole vuote Quindi sono tutte e due questo vere. è quello, dicono la verità, allora sì. Sono troppo duro per ricordarmi. Vabbè, ci proveremo noi.
quello, non ti preoccupare. No, tanto c'ho l'elenco, quindi Ah, è non vero. posso perderli. C'è l'elencos. Io non li riscatto e appena funziona il tutto, so chi li deve dare, quando li ha dati Guarda, lo sto- e sistemiamo. Quello puoi cominciare a scordare. Cosa vorresti dire, Vabbè, Francesco? vabbè. Parla Francesco, parla, vai tranquillo, non ti preoccupare. Però fai bene a prenderti la coenza, secondo me Vai, è vai. giusto. Vai tranquillo. Non stavi andando a metterti a letto? Ma non l'ha detto. Non l'ha mai detto. Lo zi, finalmente, lattico, lo zi, lattico. Fa niente che finisce. Metti sto lattico. Allora, Lo zi, la sedia. Lo zi è la sedia. la sedia è qui. C'è una chiave, la leva. C'è una gemmina. C'è la deposit key e dovremmo andare al Vault se ci Ho riusciamo. letto sulla guida che ogni 100 punti su 5 euro. Questo qual Oh, è? Gianmarco, no, questo è un altro alfiere, lo zi. Questo è il attico. Quindi facciamo attico alfiere. Ok. Ok. C'è anche la mappa of the treasure e noi ci abbiamo la shovel. Vedi che c'era pure il quadro. Mo vedo subito, voglio capire la stanza dov'è. 1, 2, 3, Sesta. 4 da sopra, la seconda di là. 1, 2, 3, No, la 4 seconda colonna, no. di Ma nel qua. courtyard. Quindi possiamo passarci allora. Sì. Ma palla ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo. Ok, così vedi bene che cosa sta indicando. Sta indicando qua. Come se stessi indicando il quadro questo Lo qua. chef. Il cuoco è il colpevole. No, poi non c'è altro. No, stanno indicando qualcosa. E poi quando lo finiamo, penso che prima o poi uscirà un video riassuntivo con tutta la storia, ce lo vediamo, che secondo me così, che tutti i pezzi della storia sono belli, ma non stiamo riuscendo a metterli per bene a posto. Ok, il libro del Principe Rosso non è piaciuto. Ci sono numeri e ci sono cose. Ok. Questo è il regno di terrore e censura che hai forgiato, Reghe. Non c'è nessun clima di terrore, pressione, causa-effetto. Niente di tutto questo, Francesco. Dove dicono falsità sul mio conto. Invece io non ho detto niente, ancora fai questa cosa comunitaria. Non ho detto niente. Ragazzi, avete visto anche voi. Non è che... Poi dici che domenica devo intervenire anche io contro di te. No, ma quello è un piacere, non è un obbligo, capito? Sì, c'è la rotonda. Che non l'abbiamo mai messa. Poi abbiamo 13 passi, non ci arriveremo mai con la foundation. Cerchiamo di capire almeno questa, come Vai. che cosa c'è dentro e come funziona almeno una volta. E noi giustamente premiamo e la possiamo mettere dove ci pare e piace a noi. Questo è proprio per... ci salva proprio. Allora, Gianmarco, ci può venire bene solo una cosa. Una et una soltanto. Che ci esce il freezer e ci congeliamo quelle monete. Ecco il figlio del sé. Vabbè. Ci sarebbe F il figlio di Pooh, però questo poi è il continuo, la seconda stagione. Visto che la prima ha avuto molto successo. Gioco, sei scorreggibile. Vediamo giusto il teso. Vabbè, Si potrebbe andare al pantry. Aspetta, no, 12 passi. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Possiamo prendere il cibo alla dining room e provare a vedere tra queste tre qua di fare qualcosa. Di qua e di qua. Prima o poi vi apriremo di qua. Così concludiamo in bellezza. Peccato per le keycard, però abbiamo capito un'ottima cosa stasera, ragazzoli belli.
Per di più poi c'era... Mamma mia. Guarda, ti prendo a sfregio, però minchia, mamma mia. È solo Start di di... cibo. Scava, sì. Scava, vai. Che esce un floppino. Se proprio ci vuoi dare un contentino finale, principe, dacci un floppino. Che uno come tesoro lo do per scontato. No, soldi. Darci... Mamma mia, 126 monete. Ma qua serve il freezer. Non quello di Dragon Ball, però serve proprio il freezer qui. Questo e ci lasciamo il colpo di scena per domani, dove se riusciamo a salvare questi soldi, puntiamo alla sala lusso. Trophy room non l'abbiamo mai ancora trovata, eh. La trophy room non l'abbiamo mai fatta, già ma. Non l'abbiamo mai messa. O si deve sbloccare in qualche modo. Mela Melinda. Sì, sì, guarda, a sto punto. Boiler, Rozzi. È l'ultimo tentativo che ci abbiamo. Allora, abbiamo 2 tentativi più la chiave, più un rerollino. Lo so, Rozzi. No, ma noi le live finiscono così, Gianmarco. Lo so. Aspetta. Rozzi, rerolla. Vai. Massimo posso vedere Per così. ridere. Noi ci controlliamo c'è la Nurse e qualcosa, rivediamo se c'è un pedone, qualche pezzo della scacchiera qui. Un altro pedone, ok. C'è un pedone, ok. A posto. C'è un... Ah, questa è la storia del principe rosso, là, sì. Non ci sono indizi dentro né altro. Guarda, al massimo farei, aspetta, che magari che c'è del testo qui. È l'inizio del libro alla fine. No, non c'è niente. Ragazzi, il principe da un lato ci ha dato, dall'altro ci ha tolto, però abbiamo preso degli altri indizi Ci mancano per solo domani. 2 pezzi. Ci mancano 2 pezzi lì. Guarda, lo zio, penso è una delle run più piene che abbiamo fatto. 3 stanze mancanti. Abbiamo quasi completato tutto. Ci stiamo potenziando sempre di più, stiamo riuscendo a fare dei bei giri. Questa è andata bene. Dobbiamo capire bene il documento, quello lì per il codice degli server, capire i pezzi di microchip dove trovarli. Buonanotte Reigen. Buonanotte Reigen, ragazzi, a domani, e dobbiamo controllarci pompa, lago, acqua e cercare di proseguire. Sì. Mamma mia. Questo penso che nelle prossime live riusciamo pure tranquillamente a risolverlo. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti, Buonanotte. a domani. Ciao belli.